Buongiorno, ben trovati telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Ritorniamo in diretta anche per questo mercoledì 9 giugno per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Ma partiamo con la cronaca, partiamo con un fatto che è accaduto nella serata di ieri a Saonara, siamo in provincia di Padova. Due banditi hanno fatto irruzione a casa di un uomo di 67 anni, pensionato, residente in via Brenta Secca, e lo hanno colpito con un bastone. I due malviventi erano a volto coperto e dopo averlo picchiato e minacciato si sono fatti consegnare 5.000 euro. Subito dopo i banditi sono fuggiti a bordo di una Citroen C3 rubata al pensionato e ritrovata poche ore dopo dai carabinieri, poco lontano dal luogo della rapina. Sull'episodio stanno indagando proprio i militari dell'Arma. Una situazione in evoluzione di cui vi daremo tutti gli aggiornamenti nel corso di questo telegiornale. C'è poi un dato importante di cui darvi subito conto. Lo possiamo vedere dal report delle vaccinazioni diramato da Regione del Veneto con Azienda Zero. Nelle 24 ore sono state somministrate 42.000 dosi di vaccino, quindi è l'obiettivo target solito che è stato raggiunto, ma il dato su cui soffermarci è il 1.031.000 dosi di cicli completati raggiunti. Quindi per la prima volta in queste 24 ore si scollina questo dato che è anche psicologico. Quindi in Veneto 1 milione di persone sono state vaccinate, questo significa prima e seconda dose. Il termine corretto, se vogliamo usarlo, è immunizzate. Quindi 1 milione di veneti è stato immunizzato in questi mesi di campagna vaccinale, mentre si attende nei prossimi giorni la spallata, così l'aveva definita il 13 maggio scorso proprio qui in Veneto il commissario Figliuolo. Dovranno arrivare quindi nuove dosi e consegne massicce. Staremo a vedere, perché per l'appunto i prossimi giorni saranno fondamentali. E tutto questo mentre a livello europeo si parla di Green Pass, o meglio c'è un importante passo in avanti, perché è arrivato il via libera definitivo del Parlamento europeo al certificato digitale Covid. Per parlare di questo e non solo siamo collegati con l'europarlamentare del Partito Democratico Alessandra Moretti e con Luca De Carlo, senatore di Fratelli d'Italia. Buongiorno a entrambi. Buongiorno. Comincio da lei, Moretti. È un via libera molto atteso, ma entriamo nell'operatività. Che cosa cambia e che cosa prevede questa nuova misura del Parlamento? Tra l'altro lei è collegata da Strasburgo e Strasburgo è ritornato a riunirsi in presenza proprio per questo ok, se non sbaglio. Sì, un grande segnale di ripresa, di rinascita e di speranza essere ritornati qui a Strasburgo per dare il via libera appunto al Green Pass. Però mi faccia fare le congratulazioni sincere al Veneto e a tutta l'Italia per la grandiosa operazione di vaccinazione a tappeto che si sta portando avanti, il numero raggiunto di vaccinati in Veneto, ma il numero raggiunto di vaccinati in Italia. Questo è un lavoro veramente che ha messo in campo le migliori risorse, e un grazie grande va ovviamente agli operatori, a tutti quelli che si sono messi a disposizione, ma soprattutto ai cittadini che hanno fiducia nella scienza, che hanno fiducia nel vaccino e che quindi vogliono sconfiggere questa pandemia grazie appunto all'immunizzazione. Detto questo, sì, noi questa mattina abbiamo dato il via libera al Green Pass europeo, un certificato fondamentale che aiuterà le persone a muoversi liberamente nei 27 paesi europei senza dover quindi sottoporsi a tamponi, senza doversi sottoporre a quarantene, nel caso appunto abbiano ricevuto le 2 dosi di vaccino oppure se siano uscite dalla malattia, quindi abbiano contratto il Covid e poi sono automaticamente immunizzate. Quindi un certificato che aiuterà soprattutto il settore del turismo, che è stato quello, come sappiamo bene in Italia, purtroppo maggiormente
colpito e quindi l'Europa ha voluto dare un segnale di ripresa, ma soprattutto l'Europa ha voluto uniformare la legislazione su questo affinché non ci siano paesi che partono prima, diciamo, e quindi sono più avvantaggiati. Siccome l'Italia è uno di quei paesi che in Europa è secondo soltanto alla Germania per il numero di vaccini somministrati, è logico che l'Italia è un paese Covid free e quindi è un paese in cui si può venire in estate, e quindi questo è l'appello che noi facciamo a tutti i turisti che vogliono appunto recarsi nelle nostre splendide località. E Moretti, la nota ufficiale del Parlamento europeo parla di un certificato che sarà rilasciato gratuitamente dalle autorità nazionali e disponibile in formato digitale o cartaceo con un codice QR. Questo significa che basterà anche il documento cartaceo che solitamente qui in Veneto viene rilasciato al momento della vaccinazione? Assolutamente sì, quindi c'è un sistema, diciamo, che l'Europa sta mettendo in atto con i singoli paesi nazionali affinché, diciamo, ci sia anche uno strumento tecnologico attraverso il codice QR, però ovviamente viene riconosciuta validità anche alla certificazione cartacea qualora appunto la strumentazione tecnologica non sia ancora diciamo così operativa. Teniamo conto che poi noi qui abbiamo già acquistato miliardi di dosi per gli anni a venire, perché come sanno bene i cittadini noi dovremo continuare a vaccinarci contro il Covid affinché appunto possa essere debellata completamente questa malattia, e quindi il codice QR e ovviamente le tecnologie avanzate che si stanno predisponendo sono fondamentali per poi accelerare tutte le operazioni in favore ovviamente dei cittadini. E De Carlo, Fratelli d'Italia è all'opposizione a Roma, è all'opposizione anche a Strasburgo, a Bruxelles, ma sul fronte delle vaccinazioni qual è la vostra posizione? Si sta andando avanti con il passo giusto, e qual è la vostra posizione in merito a questo Green Pass? Beh, guarda, insomma, alla fine il Green Pass oggi, tra l'altro diverso da quello che il governo italiano aveva in qualche maniera paventato all'inizio, cioè è stato smentito il governo stesso dall'Europa, perché secondo il governo italiano in prima battuta doveva essere solamente un pass rilasciato a chi era vaccinato, e quindi mettendo in serie difficoltà non solo quelli che il Covid l'aveva già fatto, come me, che quindi ha fatto una dose di vaccino sola e dopo, ma anche tutti quelli che per i ritardi dovuti proprio a un oggettivo rallentamento, anzi e mancato inizio nella prima fase, sarebbero stati discriminati rispetto agli altri, e quindi questo era un primo approccio già sbagliato. È ovvio che oggi in Europa non si poteva prendere una decisione diversa, perché noi non potevamo permettere che i turisti che affollano le nostre aree fossero di fatto in questo sistema dirottati da un'altra parte, perché noi per una presa di posizione probabilmente non solo ideologica ma anche formale che non ci avrebbe visto sicuramente dalla parte degli imprenditori. Quindi benissimo alla fine il Green Pass europeo stante la situazione. Credo però che un approfondimento diverso meriti il Green Pass tutto italiano, cioè quello che limita fortemente la possibilità di girare all'interno del nostro territorio alla popolazione italiana. Credo che quello non vada nemmeno preso in considerazione, però credo che questo sia il frutto probabilmente di una gestione non certo resiliente, come ieri ha avuto modo di dire il Presidente della Repubblica. Questo è il frutto di una gestione sbagliata che ha visto tutti i dati ufficiali l'Italia in fortissima difficoltà, e quindi che ha visto concentrarsi solamente sui vaccini e non sulle cure domiciliari. Ed oggi quei dati stessi ci dicono che si sarebbe potuto intervenire, soprattutto dopo 1 anno e mezzo si sarebbero potute potenziare le cure domiciliari e avere un'incidenza molto ma molto minore rispetto a quella che in realtà è stata. È ovvio che se abbiamo puntato tutto su questo, o meglio il governo ha puntato tutto sui vaccini, era evidente che un'accelerata e comunque un risultato lo si doveva ottenere. Quello che ci si debba abituare alla vaccinazione preventiva per non so quanti anni, una visione forse miope e limitata. Io credo che
la medicina debba occuparsi delle cure che prevengono il virus e anche del trattamento del virus stesso una volta contratto, non solamente di vaccini, altrimenti finiremmo solamente per occuparsi di una parte del tema e soprattutto poi di tralasciare, come è successo, perché ricordo a tutti che le morti di Covid del 2020 rispetto agli anni sono stati 85.000, 55.000 in più dovuti al Covid, ma ci sono 30.000 morti in più rispetto all'anno precedente che non sono da Covid, e quindi su questo ci si debba interrogare se sia funzionato tutto e come sia funzionato. Io da questo vorrei ripartire, altrimenti rischiamo di farci travolgere da questi toni trionfalistici senza poi rendersi conto invece che i problemi vanno affrontati e vanno soprattutto prevenuti. L'altro tema sul fronte delle vaccinazioni è stato sollevato poche ore fa dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che sentirei perché ha espresso un concetto di cui si sta parlando molto in queste ore. Sentiamo la Presidente von der Leyen. Il terzo pilastro è quello dell'esportazione dei vaccini. Noi non possiamo tenere per noi tutta la produzione. L'Europa ha dimostrato che è possibile vaccinare la propria popolazione e al contempo permettere le esportazioni. Da gennaio abbiamo esportato quasi metà della nostra produzione e se trasformiamo questa metà in numeri, dei 600 milioni di dosi di vaccini prodotte qui in Europa finora, all'incirca 300 milioni di dosi sono state esportate in oltre 90 paesi. È possibile quindi sia vaccinare la popolazione europea che esportare i vaccini? Ce ne sono a sufficienza? Moretti. Assolutamente sì, dobbiamo esportare i vaccini perché tutta la popolazione mondiale deve essere vaccinata contro il Covid, altrimenti non ne usciremo mai. La pandemia ha un problema ed è un problema globale che richiede risposte globali. E quindi la vaccinazione a tappeto non riguarda evidentemente soltanto i paesi più fortunati come il continente europeo, non solo, ma deve riguardare anche i paesi meno sfortunati, nei confronti dei quali l'Europa, gli Stati Uniti, ma tutti i paesi al mondo, diciamo così, più forti economicamente, hanno deciso di esportare oltre 2,2 miliardi di dosi, destinandole a queste popolazioni più vulnerabili e più fragili. Lo dico perché è evidente che l'Europa sta già lavorando da mesi sulle possibili varianti. Questa pandemia, questo virus cambia celermente, vive in condizioni ovviamente si nutre anche di condizioni ambientali particolari e quindi se noi non vacciniamo tutta la popolazione mondiale il virus cambia, muta e va ad intaccare l'efficacia evidentemente del vaccino. Quindi è fondamentale che COVAX, che è questo programma europeo, continui nella sua gestione anche con riguardo alle esportazioni. L'Europa ha già acquistato 4,4 miliardi di dosi di vaccini e sono in corso negoziati per richiederne altrettanti. Quindi noi ci siamo già assicurati le dosi di vaccini per i prossimi anni necessarie agli europei, ma non solo, perché la Commissione ha lavorato celermente anche sul tema della produzione vaccinale e sul tema dei brevetti, perché come ha detto giustamente il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il vaccino è un diritto che va garantito a tutti e quindi le case farmaceutiche devono sospendere per un certo periodo anche le proprietà intellettuali sui vaccini per consentire a tutte le case farmaceutiche di produrli. Dopodiché c'è da dire un'altra cosa, noi stiamo lavorando per un nuovo modello di sanità. Abbiamo visto che i sistemi sanitari nazionali con la pandemia hanno dimostrato tutte le loro fragilità e serve un'Europa più forte, più competente, soprattutto dal punto di vista sanitario. Tant'è vero che quello che diceva il collega sulle cure domiciliari e sull'assistenza e su una sanità territoriale
dovrà essere, diciamo, un focus e un obiettivo dei prossimi anni, perché la sanità anche italiana va ricostruita come modello, perché c'è stata troppo un'attenzione verso l'ospedalizzazione in questi anni e una scarsa attenzione invece sulle cure diciamo più vicine e prossime ai cittadini. Ovviamente la vaccinazione è fondamentale, continuare a portarla avanti, ma la ricerca scientifica che l'Europa sostiene e sosterrà massiccia nei prossimi anni ci darà modo sicuramente di prevenire determinate malattie. Pensiamo a quanto stiamo facendo in Europa lotta al cancro. Noi abbiamo investito già più di 4 miliardi di euro per la ricerca sul cancro a livello europeo, proprio perché se non agiamo in fretta il cancro sarà la prima causa di morte già nel 2005, coinvolgendo milioni e milioni di cittadini. Quindi l'Europa si sta muovendo anche su questo. Ricordiamoci che il Covid ha purtroppo paralizzato interi settori circa appunto la prevenzione, quindi è fondamentale dire ai nostri cittadini di continuare a prevenire e a fare ovviamente screening per andare a ridurre il rischio di malattie come quella del cancro. E prima De Carlo ha ricordato le parole pronunciate ieri dal Presidente della Repubblica Mattarella a Linate per l'inaugurazione di una nuova area imbarchi dello scalo lombardo. Partirei proprio da queste parole di Mattarella, sentiamolo. Sono davvero lieto di prendere parte a questo momento di riapertura dell'aeroporto di Linate, intestato a Enrico Forlanini. È una prova che il nostro Paese, durante la pandemia, non è stato inerte né passivo. L'Italia ha reagito con saggezza, ha reagito anche coltivando le ragioni della resilienza e pensando al futuro dopo pandemia. Questo aeroporto ne è una dimostrazione, un esempio, perché non ritorna alle condizioni passate, ma presenta un'immagine, una condizione, una realtà totalmente nuova. L'Italia quindi non è stata né inerte né passiva, ma resiliente. Queste le parole pronunciate ieri dal Capo dello Stato. De Carlo, non mi sembrava però molto d'accordo prima. Beh, insomma, tutti siamo felici di essere usciti da questa pandemia, o meglio, che come l'anno scorso di fatto l'estate dia una tregua a questa pandemia. Quest'anno è vero, abbiamo i vaccini in più e quindi siamo tutti molto fiduciosi del fatto che in autunno non ci ritroveremo a gestire gli stessi problemi per la mancanza di programmazione che è accaduta l'anno scorso, e cito ad esempio le scuole, ma anche il trasporto pubblico. Però credo che servano questi momenti non per darci le pacche sulle spalle per dire quanto siamo stati bravi, ma anche per vedere quello che non è funzionato, e non è poco. Ad oggi siamo intervenuti come Parlamento anche utilizzando il voto della minoranza, anche il voto di Fratelli d'Italia, per gli scostamenti di bilancio che hanno sommato più ormai di 200 miliardi. Praticamente tutto quello che Recovery Fund poi riuscirà a mettere a terra nei prossimi anni. Li abbiamo già stanziati, probabilmente non tutti spesi, destinati sì, ma i cittadini hanno visti pochi perché ancora stanno nelle pastoie della burocrazia, la maggior parte dei quali manca di decreti attuativi, e quindi abbiamo avuto poca possibilità di tradurli sul territorio. Però credo che ci si debba interrogare su quello che non è funzionato. Non è funzionata solo il fatto che si siano bloccate di fatto la prevenzione oncologica, sono aumentati il numero degli infarti, sono aumentate le condizioni e aggravate le condizioni con le quali nei pronto soccorso si sono presentati i soggetti con l'infarto, sono aumentate in maniera esponenziale le persone con problematiche psichiche e psichiatriche, e quindi credo che non possiamo dirci felici oppure contenti oppure pasciarsi sui risultati, ma dobbiamo lavorare ancora di più. Perché è vero, ha ragione la Moretti quando dice che dobbiamo capire cosa non è funzionato e quale sanità funzioni meglio. Ricordo a tutti che la sanità è una delle poche materie sulle quali c'è già un'autonomia quasi compiuta di fatto.
però che è altrettanto vero che pandemie come questa non si affrontano a livello regionale, non si affrontano a livello nazionale, ma si affrontano purtroppo o per fortuna a livello globale, perché fino a quando non avremo debellato questo virus o contrastato questo virus in tutto il mondo, noi saremo costretti a rivederci di nuovo una variante, una mutazione che ci costringerà per anni a concentrarsi su questo. È per questo che noi dobbiamo non solo concentrarci sui vaccini, ma anche spingere e forte sulla prevenzione e sul trattamento domiciliare, quindi potenziare i medici di base, non lasciarli abbandonati a pagare un costo grandissimo, soprattutto nella prima ondata, anche di vite umane stesse dei dottori. E quindi qui diventa importante ridisegnare sì la sanità, facendo tesoro di tutto quello che non è funzionato, di tutto l'impegno che hanno messo tutti gli operatori sanitari, a cui va ovviamente il mio applauso e il mio encomio, ma se vogliamo veramente dare loro una mano, oggi bisogna interrogarsi sul fatto se sia vero o no che sia andato tutto bene, oppure da qualche parte si è stati pesantemente deficitari, a pagarne il costo poi siano stati i cittadini e le tante imprese, perché guardate che non è facile oggi ripartire, tante imprese, tanti cittadini non credono più ai toni trionfalistici che utilizziamo, perché vivono sulla propria pelle quello che è stato un disagio fortissimo e forse non vedono all'orizzonte nemmeno le soluzioni. Diciamo che l'emergenza economica per certi versi resta, e il dibattito anche sul blocco dei licenziamenti ne è un po' anche la prova. Io però vi vorrei portare su un altro argomento di strettissima attualità, che poco ha a che vedere con la pandemia, anche se si può in qualche modo intersecare, perché certe dinamiche familiari sono esplose con la pandemia, con la convivenza forzata, con il lockdown. Mi riferisco alla vicenda di Saman Abbas, la ragazza di origini pakistane che appunto è sparita e si teme che sia stata assassinata dai familiari, dallo zio in particolare che si è dato alla fuga, zio Danish Ashnain di 33 anni, che è formalmente indagato perché è ritenuto l'esecutore materiale del delitto. La ragazza, lo sapete, si era opposta ad un matrimonio combinato in Pakistan. È una vicenda terribile, non è la prima volta però che se ne parla. Moretti, è un'integrazione, l'integrazione è venuta meno? Ma guarda, la vicenda di questa ragazza è una vicenda orribile che purtroppo riguarda tantissime donne straniere che sono obbligate appunto a pratiche assolutamente illegali nel nostro paese, ma nelle comunità diciamo occidentali. In Italia purtroppo nel 2020 sono morte ammazzate 73 donne, molte di queste italiane, molte di queste anche straniere. C'è da dire una cosa, secondo me il principio deve essere chiaro: chi vive in Italia deve rispettare la Costituzione italiana e le regole e le leggi dello Stato. Su questo non c'è via di scampo. Quindi queste comunità devono integrarsi in primis rispettando le nostre regole. Certamente nella comunità pakistana, ma nella comunità islamica più in generale che vivono in Italia e in Europa, c'è diciamo una serie di problematiche molto complesse. Da un punto di vista culturale e religioso sicuramente, da un punto di vista anche di emancipazione, perché sono comunità purtroppo che schiacciano la donna diciamo in una visione patriarcale che, non dimentichiamoci, è molto diffusa anche nel nostro paese, quanto noi parliamo di emancipazione femminile e di ovviamente libertà delle donne. E infatti 73 donne ammazzate in Italia, molte di queste sono state ammazzate per mano di uomini italiani, spesso i compagni, gli ex compagni o i mariti. Allora c'è da dire che noi dobbiamo lavorare moltissimo e di più sul tema integrazione,
partendo da quello che dicevo prima, cioè il rispetto delle regole e delle leggi dello Stato. Dopodiché dobbiamo lavorare molto sulla scuola, dobbiamo lavorare molto sul lavoro, perché l'inserimento delle donne, di queste donne nel mondo del lavoro, significa emanciparle da situazioni di violenza e di sottomissione. Poi evidentemente la pratica dei matrimoni combinati è una pratica illegale, punita fino a 5 anni di reclusione nel nostro paese, quindi dobbiamo essere durissimi su questo, ma dobbiamo aiutare i ragazzi di queste comunità che stanno vivendo un conflitto generazionale con i propri genitori, dobbiamo aiutarli ad emanciparsi da situazioni di violenza. Quindi non possiamo ridurre la cosa a semplicemente religiosa, perché qui non c'entra nulla quello, se non la parte più estrema della religione islamica, che va evidentemente condannata. Noi dobbiamo dare una mano agli islamici moderni, contemporanei, soprattutto ai ragazzi e alle ragazze che sono nate in Italia da genitori stranieri. Noi li dobbiamo integrare, perché se non li integriamo si sentono respinti ed evidentemente tutto questo non aiuta a renderli liberi. Quindi il lavoro che dobbiamo fare è un lavoro ampio, trasversale, e spero che tutti si remi dalla stessa parte. De Carlo, lei è anche sindaco di un comune particolarmente manifatturiero, in una zona manifatturiera come quella del Cadore, quindi più volte avrà avuto a che fare anche con storie di integrazione. E lei come la vede poi questa tematica applicata nella quotidianità? Beh, guarda, io stranamente sono d'accordo con la Moretti, nel senso che dice delle cose assolutamente condivisibili, dopodiché però bisogna declinarle sul territorio. Io credo che il problema sia poco religioso e molto culturale, questo mi preoccupa molto di più rispetto che alla religione, anche perché ormai sono talmente tiepide le comunità anche rispetto alle religioni tutte, non solo la cristiana ma anche le altre, per cui se fosse un problema religioso sarebbe sentito solo da una piccola parte di ogni comunità, e questo forse è un rammarico per chi magari crede in qualcosa di superiore, no? Credo invece sia culturale. Il problema culturale si affronta con tanta istruzione, con tanta integrazione, con tanto dialogo, è vero, e anche con la consapevolezza che chi viene in Italia appunto non solo si deve adeguare alle nostre regole, ma deve cominciare a farle sue, perché culturalmente lui, i propri figli vivranno in questo contesto, e questo contesto è frutto della nostra civiltà millenaria, della nostra tradizione, e se loro hanno scelto questo paese o questa nazione per viversi è perché evidentemente la trovano migliore della nazione che hanno lasciato, e quindi se è migliore anche proprio per l'acquisizione di tanti diritti civili che noi abbiamo acquisito, che però dobbiamo essere forti nel dimostrare una forte identità, altrimenti è ovvio che quei paesi che hanno una cultura più forte nel senso più radicata, cioè nel senso hanno un'identità maggiore, siano portati a far credere che la propria identità appunto sia quella dominante. Ecco, noi riusciremo a avere un dialogo con qualsiasi cultura venga nel nostro paese, ma anche quando noi andiamo negli altri paesi, nel momento che noi saremo forti della nostra identità, e tutto ciò non la si fa cancellando la nostra millenaria civiltà, ma la si fa esaltandola, facendo capire a chi viene da noi che noi siamo, è vero, una civiltà più evoluta rispetto a tanti temi e a tanti aspetti rispetto a quelle che loro hanno lasciato, e quindi sono loro che devono adattarsi a noi e noi comprendere e avviare con loro un percorso che porti loro ad essere, ad avere, ad maturare le stesse sensibilità sui temi che abbiamo maturato noi in tanti anni. Molto semplice. Mi sembra che siate entrambi sulla stessa lunghezza d'onda per certi versi, quindi quando si parla di valori comuni europei, anche forze politiche tra di loro distanti come PD e Fratelli d'Italia si ritrovano per certi versi. Questo forse in passato non sempre è avvenuto, o no Moretti? Le chiedo proprio una battuta velocissima.
Io sono orgogliosa e fiera di essere italiana e di essere europea, proprio perché i valori occidentali sono stati il frutto di battaglie, di guerre per la libertà e per la democrazia, a partire appunto dalla storia dell'antifascismo, della resistenza, ma anche tantissime battaglie culturali che trasversalmente abbiamo portato avanti. Le donne hanno avuto un peso importante, come diceva De Caro prima, hanno un peso molto importante nelle comunità islamiche, e sono d'accordo con lui quando dice che non è una questione prettamente religiosa, ma ahimè culturale, e quindi è la cultura, è sulla cultura che noi dobbiamo lavorare insieme. De Carlo, la sta superando da sinistra la Moretti? Quando vedi la verità fiorare sulla bocca del tuo nemico, posto che nemico non è nessuno ma sempre avversario, rallegrati perché tu hai vinto, punto. È reciproca. De Carlo sta diventando sempre più saggio, va bene. Io vi ringrazio. No, andate a cercare di chi è la frase, vedete che saggio che sono. Buon lavoro, grazie ad entrambi, grazie ad Alessandra Moretti, europarlamentare del Partito Democratico, Luca De Carlo, senatore di Fratelli d'Italia. Noi adesso andiamo immediatamente a Jesolo, perché oggi a Jesolo si è presentato un progetto importante per le spiagge sicure. Abbiamo parlato di turismo, di Green Pass e di tutte le novità che stanno emergendo in queste ore anche a livello europeo. Vedo prontissima come sempre Ilaria Marchiori con il governatore Zaia, che ha presenziato a questa importante presentazione. Ilaria, buongiorno, a te la linea. Buongiorno allo studio, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Ci troviamo qui a Jesolo, dove questa mattina è stato presentato un importante progetto, il Blue Zone. Ha preso parte a questa presentazione il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Un progetto importantissimo che valorizza ancora di più le nostre spiagge e il litorale veneto. Assolutamente sì, anche perché questa è una certificazione di 10 spiagge, la prima al mondo, dove si dà la tranquillità al turista di trovare un ambiente assolutamente igienizzato, sanificato e in grado di garantire la salubrità e la salute totale a chi frequenta le nostre spiagge. Stiamo parlando di una mole importante di turisti, stiamo parlando di 32 milioni di presenze turistiche all'anno. Ecco, un anno fa a quest'ora avrebbe pensato che ci saremmo trovati qui oggi, comunque sempre in sicurezza con le mascherine, ma con più persone intorno a noi? Sinceramente sì, perché queste cose hanno un inizio e hanno una fine. Coronavirus, come tutte le pandemie della storia, non dura all'infinito. Quindi adesso ci stiamo avvicinando all'uscita da questo tunnel. Spero che, se ci comportiamo bene, se rispettiamo le regole, continuiamo ancora per il momento a utilizzare la mascherina, e la utilizzeremo quando servirà in futuro. Io penso che ne possiamo venire fuori velocemente e tornare alla normalità. Siamo la prima regione d'Italia, la prima grande regione ad aver avuto il riconoscimento di zona bianca, e quindi siamo la prima grande regione italiana ad aver cessato anche il coprifuoco, il che non vuol dire che dobbiamo fare la festa della liberazione. Un riconoscimento che è arrivato però dopo tantissimi sforzi e un grandissimo impegno da parte di tutta la regione e dei cittadini. I cittadini sono stati eccezionali. Abbiamo avuto 3 ondate di virus, la prima non ci ha toccato pesantemente, la seconda ci ha toccato pesantemente, che è quella autunnale, la terza ondata è stata un'ondata, che è quella che sta finendo, che abbiamo gestito molto meglio. C'è da dire che ad esempio sulla terza ondata abbiamo avuto delle regioni che hanno chiesto, tipo l'Emilia Romagna ha chiesto ospitalità al Veneto per le terapie intensive. Ma non è una colpa dell'Emilia Romagna, accade perché questo virus è imprevedibile. Le vaccinazioni hanno cambiato il corso della storia, i vaccinati non tornano ovviamente negli ospedali, non si vedono negli ospedali, e questa è la vera chiave di volta. Ecco, arrivano anche delle novità, ad esempio per quanto riguarda la circolazione nell'Unione Europea. È stato approvato il Green Pass. Sì, è bella notizia, sempre da buoni ritardatari, ma bella notizia. Si doveva fare qualche mese fa. Consideri che io sono stato il primo a livello europeo, ma lo posso dire, penso ancora alla volta di aprile scorso, quindi sto parlando del 2020, quindi aprile 2020, più di un anno fa, a parlare di passaporto sanitario. Vi ricordate quanti attacchi ho avuto? Oggi si parla di Green Pass e si chiede Green Pass. Come quando parlai del virus che poteva essere artificiale, uscito da qualche laboratorio,
mi prese un sacco di attacchi, adesso parlano tutti del virus artificiale. Funziona proprio bene così. Ecco, Presidente, lei pensa che potrebbero esserci eventuali contrasti con i certificati che vengono rilasciati a livello regionale o ci sarà una buona organizzazione in tal senso? Perché comunque i tempi sono stretti. Noi cerchiamo di organizzarci, abbiamo una fortuna, abbiamo un'anagrafe vaccinale, abbiamo la storia sanitaria di ogni cittadino, per cui saremo in grado di fare la stampa dei certificati qualora fossero richiesti. Ecco, un'altra novità invece riguarda il mondo delle discoteche, uno dei settori che è stato più penalizzato tra altri dalla pandemia, e ora invece ci sono delle novità per quanto riguarda proprio la ripartenza dal mese di luglio. Sì, spero che si possa pensare a una riapertura in sicurezza, valutando che i vaccinati possono andarci, valutando che chi ha fatto il tampone possa andarci o chi ha avuto la malattia. Le dirò che in Veneto noi stiamo vaccinando alla grande, per cui siamo in grado anche di fare in modo che molti possano avere titolo per partecipare. Vi ricordo che le discoteche non sono un vezzo, sono un settore economico importante, sono parte integrante della prima industria del Veneto, che è quella del turismo. L'intrattenimento è uno degli elementi di cardine, una delle colonne portanti dell'offerta turistica del Veneto, e non solo. Ecco, purtroppo tra eventi piacevoli come ad esempio quello di oggi ce ne sono anche dispiacevoli, ad esempio i danni fatti al Ponte Vecchio di Bassano. I vandali sono stati presi, ma lei stesso ha espresso la sua indignazione per questo gesto. Ma guardi, io penso una cosa, che stiamo parlando di un monumento. È come fosse stata imbrattata una statua di uno scultore o un'opera d'arte, eccetera. Questa è un'opera d'arte, è stata appena restaurata e non ci sono giustificazioni, e penso che anche la miglior punizione sia un contrappasso dantesco, no? Inutile sta lì a pensare alla multa, a ste robe, ma vengano accolti dagli alpini, che sono una garanzia, e facciano volontariato con gli alpini. Magari potremmo dedicare questi ragazzi a fare il controllo sul ponte, imparerebbero magari bene la storia del ponte, fanno anche le guide al ponte e quindi spiegano la storia di questo ponte palladiano, che è stato un travaglio il restauro, e penso che gli alpini rappresentano i veri servizi sociali. Ecco, forse coinvolgere questi ragazzi proprio in un lavoro di risistemazione sarebbe la giusta punizione per quanto fatto. Direi il punto di partenza, perché è ovvio che devono sistemare dove è stato imbrattato, ma poi devono anche capire cosa hanno fatto, che ha un valore che non si può trascurare, cioè hanno fatto una cosa gravissima per come hanno trattato un monumento così importante per il Veneto. Ecco, ringrazio il Presidente Zaia per essere stato qui insieme Grazie a noi. a voi. Se non ci sono altre domande io restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori da Jesolo con Nicoletta Rizzetto, e avete visto il governatore Zaia che si è espresso sui temi di queste ore, il Green Pass per i turisti, i fatti anche di Bassano con il raid vandalico sul ponte appena inaugurato e restaurato, un fatto che desta ovviamente scalpore. Così da Jesolo, dove si è presentato questo progetto per la sicurezza delle spiagge che vi illustreremo nel corso dei nostri telegiornali. Ma i fatti sono tanti. Rimaniamo nel veneziano, perché nel veneziano in questi giorni si parla tanto di due episodi in particolare. L'aggressione ai danni di un medico di colore a Chioggia e le tante aggressioni, le troppe aggressioni che si stanno verificando sui mezzi pubblici, in particolare sui vaporetti della CTV. Mi ha già raggiunto un ospite, Beniamino Boscolo, consigliere comunale di Forza Italia a Chioggia. Buongiorno Boscolo. Fra poco arriveranno anche altri ospiti, si collegherà il consigliere regionale del Partito Democratico Jonathan Montanariello, ma per appunto abbiamo qualche istante di pubblicità. A fra poco. Di nuovo in diretta, avete sentito prima il governatore Zaia su Green Pass e dintorni, in un giorno importante per la costa veneta, perché di fatto si è avviato un nuovo progetto per la sicurezza nelle spiagge in un'estate che dovrà essere necessariamente Covid free, anche a livello proprio di marketing territoriale.
Zaia, che ha poi parlato anche di alcuni fatti, condannando per esempio il raid vandalico sul ponte di Bassano, che sta appunto infiammando l'opinione pubblica non solo nella città del Ponte degli Alpini, ma c'è un altro fatto che in questi giorni ha avuto un'eco nazionale e che fa ancora discutere: l'aggressione ai danni di un medico trentenne di colore a Chioggia, il medico dell'INPS che è stato aggredito con insulti, minacce, epiteti xenofobi da parte di un uomo di 40 anni nel corso di una visita fiscale. Nelson Yontu, il nome del medico che vedete nelle immagini, ha ricevuto la solidarietà di tanti. Qui lo vedete con i vertici dell'INPS regionale e nazionale, con il direttore generale dell'INPS del Veneto Antonio Pone, ma anche il presidente nazionale Pasquale Tridico. Un fatto che ha suscitato clamore, dicevamo, e che ci fa interrogare. Siamo razzisti? La comunità è razzista? Possibile che certi pregiudizi ci siano ancora? Ne parliamo, ve l'ho presentato prima, con Beniamino Boscolo, che è consigliere comunale di Forza Italia a Chioggia, ma anche direttore di una scuola di formazione politica animata poi dal veneziano Cesare Campa, sì, fondata all'epoca. Vedo collegato, lo saluto e lo ringrazio, il consigliere regionale del Partito Democratico, già consigliere comunale a Chioggia, se non vado errando, Jonathan Montanariello. Buongiorno consigliere. Buongiorno direttore e buongiorno a lei, saluto anche il collega Beniamino. Buongiorno. E io saluto l'amico Jonathan. Ecco perché 10 anni di consiglio comunale insieme. E infatti. Allora, premetto che non sono direttore, quindi la ringrazio Montanariello. È di buon auspicio. È di buon auspicio. Allora, dicevamo, ci sono questi fatti che stanno facendo discutere parecchio, e vi faccio una domanda così un po' a bruciapelo. Chioggia è razzista? Boscolo? No, non mi sento di dire che il mio territorio, per come lo vivo, per quello che vedo e per le cose che succedono, che il territorio, la gente, i cittadini siano razzisti. Assolutamente no. Esiste un ceppo di ignoranza, esistono dei casi isolati che non ci dobbiamo nascondere dietro un dito, succedono, se non di peggio, anche in altre città, non solo dell'Italia o dell'Europa, ma in tutto il mondo. Per la cultura, la storia, la tradizione di Chioggia, Sottomarina e tutte le frazioni, possiamo dire che il nostro territorio è un territorio d'accoglienza, un porto, una spiaggia dei turisti, un centro storico nelle isole veneziane, quindi Venezia è conosciuta in tutto il mondo, e abbiamo anche tante comunità di stranieri che soggiornano, risiedono o domiciliano e lavorano a Chioggia. Pensiamo alle badanti, pensiamo a molti esercizi commerciali o pubblici esercizi di persone che provengono dall'est asiatico, cinesi o giù di lì, insomma, non è che me ne intenda tanto, e conviviamo in maniera serena. Certo, il signore che era oggetto di visita fiscale ha usato degli epiteti, non credo per razzismo, credo perché volevo offenderlo e gli è venuto in mente la peggiore cosa che poteva dire a una persona, un medico, un professionista, un rappresentante dello Stato nel pieno delle sue funzioni, che si senta trattato così. E io credo che è la prima volta che succede un fatto così grave, però che in giro tutti i medici fiscali
che fanno l'accertamento fiscale, scusate, per nome dell'INPS abbiano più di qualche problema in più di qualche quartiere magari popolare piuttosto che disagiato? Diciamo che la difesa dell'aggressore è stata abbastanza puntuale per certi versi e anche disarmante, cioè lui dice probabilmente mi sarei comportato allo stesso modo, quindi con questo tipo di atteggiamenti nei confronti di un qualsiasi altro medico. Montanariello, lei che percezione ha? Ma guardi, il fatto che avesse avuto lo stesso comportamento anche con un altro medico non giustifica sicuramente le azioni messe in campo da quel personaggio. E sicuramente non è un problema cittadino, insomma, lo diceva anche prima il collega, la nostra è una città che si può definire tutto tranne che razzista, mi creda. Anzi, noi abbiamo esempi eccezionali che fanno anche scuola di integrazione, di una convivenza ormai quotidiana e comune che non lascia trasparire neanche nei pensieri più remoti l'ombra di una città razzista. Questi atteggiamenti sono figli sicuramente di una sottocultura, di alcuni pezzi che si trovano in tutte le città, in tutte le comunità. È un accaduto da condannare, però guardi, io non lo legherei assolutamente alla città. La nostra è una città piena di bellissime esperienze di integrazione, la nostra è una città accogliente, la nostra è una città che sicuramente vive la sua quotidianità con un'integrazione massima sotto tanti aspetti, lavorativi, sociali, culturali, scolastici, nell'associazionismo. E quindi guardi, è sicuramente un atteggiamento figlio e frutto di una sottocultura di alcuni personaggi. Sicuramente oltre a condannare bisogna agire anche in maniera dura, perché va dato anche l'esempio da parte delle istituzioni che la sottocultura non può diventare un fenomeno primis in discapito altrui, quindi nel caso del dottore che stava facendo in maniera egregia il suo lavoro, e in seconda battuta credo che non si possa neanche mettere alla berlina una comunità come quella di Chioggia che ha tantissime belle esperienze da esportare. Io fossi sindaco valuterei anche di costituirmi parte civile in un eventuale procedimento, se dovesse essere avviato, anche per un danno d'immagine creato alla città. Per tutelare l'immagine della città. Per dare il segnale che Chioggia è altro, abbiamo anche noi casi di elementi negativi, ma fortunatamente sono una parte, non dico in via d'estinzione, ma estremamente ridotta, ecco. Lei, Boscolo, che è in Consiglio Comunale, si sente di appoggiare questa proposta di Montanariello? Il Comune dovrebbe costituirsi parte civile. Allora, rispondo con due questioni. La prima è che l'amministrazione ha già dichiarato per mezzo del sindaco che sente gli uffici legali del Comune per costituirsi parte civile. E questo è un invito che io avevo fatto a un TG3 comunque all'amministrazione comunale, e che tra l'altro anche di invitare in vacanza offerta dai cittadini, anzi dal presidente degli albergatori che si era reso disponibile una vacanza alla famiglia, una vacanza guidata per mostrare tutte le bellezze del territorio, ma anche come è accogliente con le associazioni, come è dinamica, ma anche lo stesso folklore della pescheria, delle calli, che è simpatica la cosa, tutti ne rimangono colpiti. Quindi far rivedere al dottor Nelson Yontu un'altra Chioggia che non è quella del singolo episodio. Però io avevo anche lanciato un allarme su questo caso isolato di riflessione da parte dell'amministrazione, e cioè non possiamo auspicare che le cose cambino, che non succedano più, che non accadono più, se non riflettiamo sulla questione, perché la cosa importante ora è di capire come l'amministrazione comunale,
che non ha fatto nulla sulle politiche sociali, se non cambiando 3 assessori agli assistenti sociali, ne ha metà rispetto il livello del personale a pieno titolo, ha molti soldi perché 1/3 del bilancio viene fatto sul sociale, possibile che non ci siano delle politiche per educare delle situazioni gravi che ci sono sul territorio, perché rimangono, può succedere ancora. Montanariello ha utilizzato un termine preciso, che è quello di sottocultura. Consigliere, le chiedo, questa sottocultura è stata aggravata dal Covid, perché l'impressione è un po' questa? Ma guardi, io credo che il Covid c'entri allora, non è sicuramente un attenuante, mettiamo le mani avanti, però credo che sicuramente le vicende del Covid abbiano intanto in alcuni pezzi della società, quei pezzi che hanno avuto più problemi col lavoro, quei pezzi che hanno vissuto di più le incertezze, quei pezzi di società legati a un tipo di lavoro messo in discussione dalle vicende pandemiche. Quindi sicuramente gli animi un po' di tutti in maniera trasversale, di chi ha vissuto questa pandemia anche sotto altri aspetti in maniera difficoltosa, sicuramente gli animi sono molto più caldi, perché se ogni persona che la pandemia va per strada a fare violento saremo alla rovina. La seconda vicenda è credo, provando a ricostruire, che in un contesto, situazione pandemica che ha lasciato morti e feriti sotto l'aspetto lavorativo e la perdita di posti di lavoro, il futuro sblocco dei licenziamenti che a breve arriverà, vede... C'è qualche problemino con la connessione, Montanariello? C'è qualche problemino con la connessione, ma torno subito da lei. Dicevamo appunto sottocultura, che probabilmente si è aggravata in questo periodo di pandemia, con annessa emergenza economica, quindi le differenze sociali si sono in qualche modo allargate, Boscolo. A Chioggia come altrove? Probabilmente sì, dico probabilmente perché non abbiamo dei dati su cui misurare tutta la questione complessivamente, però va anche detto che tutti sbagliamo, questa persona ha esagerato e la pagherà secondo la giustizia che è prevista per le leggi, per le denunce, per tutte le sedi opportune per giudicarlo e condannarlo e far pagare i danni che avrà fatto. Qua non ci piove. La mia riflessione era un'altra: non possiamo girarci dall'altra parte. Serve uno sguardo nei confronti delle persone più fragili, nelle famiglie più fragili, che hanno molte più difficoltà di noi, sotto il profilo lavorativo, sotto il profilo economico, gente più arrabbiata di noi, se vogliamo, perché vedono le ingiustizie in maniera diversa e quindi anche la voglia di farsi giustizia da sé, che è sbagliata totalmente. Certo. Quindi sto cambiando un po' il discorso, però è la conseguenza di una situazione che attualmente, dopo aver condannato, dopo aver fatto solidarietà, cosa facciamo perché concretamente, perché non si ripetano così frequentemente, ma dappertutto parlano solo di Chioggia? E che la gente sia più arrabbiata, questo in generale, lo vediamo ormai ogni giorno, e lo dico guardando Montanariello, lo vediamo ogni giorno sui vaporetti della CTV e sui mezzi pubblici del Veneto, perché in questi giorni si parla tanto delle aggressioni nei vaporetti che sono stati presi d'assalto soprattutto negli ultimi weekend e nei primi giorni di zona bianca. Però questo vale anche per i servizi su terra. Nei giorni scorsi abbiamo proposto un'intervista al presidente della MOM, che è la mobilità di Marca, dove parlava di un aumento di casi di aggressione nei confronti degli autisti. È un clima preoccupante, Montanariello, questo? Guardi, è un clima estremamente preoccupante. Intanto purtroppo i lavoratori del settore trasportistico, gli autoferrotranvieri, in questi anni spesso sono stati sicuramente in maniera molto ridotta a quello che sta accadendo attualmente,
o presi di mira da un altro tipo di sottocultura, la sottocultura di coloro che pensano che pagando un biglietto hanno diritto a poter non rispettare regole imposte dalla trasporto, per permettersi di offendere chi lavora nel trasporto, autisti, piloti, comandanti, marinai, ferrovieri, qualora succede magari che non trova posto sul mezzo e resta a terra. Quindi sicuramente anche lì c'è un grande problema di sottocultura, dove uno crede che pagare un ticket voglia dire avere l'immunità dal rispetto delle regole e della buona convivenza che ci debba essere nella società. In questi giorni è molto accentuato, ma guardi, la cosa grave, abbiamo avuto a Murano un equipaggio che dopo è andato al pronto soccorso, l'altro giorno altri 2 marinai aggrediti, il giorno dopo altri 4 se non erro, dopo ho visto sul giornale 6, quindi insomma si incomincia anche purtroppo a perdere il conto, un vero e proprio bollettino di guerra a discapito dei lavoratori del trasporto, ahimè, che si trovano a dover essere prima linea di un malessere che c'è all'interno della popolazione veneta, ma in maggior modo a Venezia, vista anche la sua morfologia territoriale, il suo aumento di turisti con le prime aperture di fasce a vario colore. I lavoratori si trovano a dover scontare una politica di non lungimiranza messa in campo da chi amministra tanto la città quanto anche le sorti del trasporto, perché non possiamo pensare che l'assenza di mezzi in una città sia dovuta a quel marinaio, a quel pilota, a quell'autista che stanno guidando il mezzo. Cioè, insomma, un pilota, un autista può guidare un mezzo, e se è lì a fare il suo lavoro e mancano i mezzi per portare in giro le persone, probabilmente dovremmo chiederci chi è titolato a dover mettere più mezzi. Le denunce sindacali sono forti, sono ormai a uno scontro, credo che non vede precedenti nella storia nel trasporto veneziano, dove addirittura noi oggi abbiamo nel mese di giugno una Venezia in zona bianca che sta facendo i servizi non estivi, perché il trasporto veneziano si divide anche giustamente, essendo una città turistica importante, con i servizi estivi, i servizi invernali, primaverili e autunnali, in base alle esigenze del territorio. Noi oggi abbiamo i servizi invernali, mi dicevano i sindacati, in alcuni casi anche sottodimensionati, lavoratori stagionali che sono costati anni anche di formazione a casa senza lavorare, tra l'altro li ho sentiti l'altro giorno, sono esasperati anche loro, ci sono redditi e famiglie in difficoltà, e dall'altra parte c'è un subaffidamento di quelli che sono i servizi ad aziende che spesso hanno dei mezzi turistici e quindi con una struttura limitata anche in quello che debba essere il trasporto dei passeggeri. Allora non possono cadere le colpe di un cattivo governo della città sui lavoratori e sui dipendenti del trasporto, perché questa è una cosa che noi non gli permetteremo a nessun livello. Alle amministrazioni, che siano di destra o di sinistra, in questo caso fortunatamente non di sinistra, ma non si può scaricare ancora una volta sull'ultima ruota del carro, che è l'operatore del trasporto. E questo tema vale per Venezia, ma vale anche per Chioggia, per esempio, chiedo a Boscolo. Allora, soprattutto per Venezia, ma anche per Venezia, vale anche per Chioggia, nel senso che abbiamo l'unica linea, che è la linea 11, che porta a Pellestrina e poi va verso il Lido, fino a San Marco ovviamente, che anche lì abbiamo i nostri problemi, ma sempre a causa di una politica veneziana, perché non abbiamo i numeri degli utenti che utilizzano i mezzi pubblici come a Venezia. Siamo molto più tranquilli a Chioggia sotto il profilo poi usiamo gli autobus di Arriva Veneto, tra l'altro, che già ci aveva creato non pochi problemi all'inizio, ma era una start-up, insomma, sulle cose. Invece va detto una cosa molto importante per chi non lo sa, è che in CTV lavorano migliaia di autisti, di marinai, di capitani che provengono da Chioggia, quindi veramente per noi chioggioti, quando ci chiamano per dirci problemi, che ci sono poche corse, che gli stagionali non vengono assunti quest'anno o verranno assunti sempre rimandando più avanti, o che ci sono delle scaramucce non solo tra passeggeri e personale, ma anche tra personale, perché l'esasperazione
che io la vedo partire da quando la dirigenza di AVM in ACTV ha mandato quella letteraccia in cui si metteva in discussione il contratto integrativo, certo, dove solo alcuni, non tutti, perché i dirigenti o altre persone che lavorano in ACTV con altri titoli molto più alti non venivano toccati, ma solo i lavoratori col contratto, si metteva anche in dubbio e a rischio il loro stipendio così come oggi, ma anche i turni di riposo piuttosto che altro, certo. E anche la riduzione delle corse. Tutto questo è un combinato disposto che ha portato alle esasperazioni di oggi, quindi bisogna avere il coraggio di dire che Brugnaro se ne deve occupare. Io sono di Forza Italia, amico di Brugnaro, di centrodestra. Non amicissimo però, mi pare di capire. No, sono amico di Luigi Brugnaro, anzi lo saluto, però la politica è un'altra cosa. Brugnaro deve mettersi testa, mani, corpo e cuore soprattutto, e intervenire in maniera forte per risolvere queste questioni, perché lui ha le capacità per farlo e anche i mezzi, perché lui è il sindaco di Venezia e della città metropolitana. Montanariello, su questo appello di fatto di Boscolo, cosa si sente di dire? La questione anche dell'integrativo, la questione ACTV dovrebbe essere presa in mano con maggiore decisione da parte del sindaco? Ma guardi, sfonda una porta aperta con il sottoscritto. Noi abbiamo portato anche una mozione in Consiglio regionale a mia firma, che ha visto essere condivisa, non solo votata, ma sottoscritta anche da tutti quanti i gruppi di maggioranza e minoranza, e votata ad unanimità con la presenza dello stesso assessore e vicegovernatrice De Berti in aula, dove chiaramente gli abbiamo scritto nero su bianco che non ci può essere una crisi pagata dai soli lavoratori. Dopo dovremmo capire quale crisi, visto che i sindacati dicono chiaramente che siamo a un pareggio di bilancio grazie agli aiuti che sono arrivati da una parte i servizi aggiuntivi e dall'altra aiuti economici che sono arrivati per i mancati ricavi. Quindi insomma abbiamo notizie di un bilancio chiuso in pareggio, quindi anche qui dovremmo capire quale crisi. Ma noi condanniamo fortemente questo tipo di scelta, la stiamo combattendo in tutti i modi e abbiamo dato la nostra presenza a tutti gli scioperi e le manifestazioni dei lavoratori del gruppo AVM. Ci siamo espressi in ogni sede in maniera contraria, in regione abbiamo votato ad unanimità la mozione del sottoscritto che dice chiaramente che non bisogna andare a toccare i contratti di secondo livello, perché qua il grande tema è uno, se c'è una crisi e va pagata, al netto che tutti debbano fare la loro parte, non sempre gli ultimi in termini economici e di salario, ma è anche giusto. Però guardi, un conto è ragionare sul recupero di quelli che sono i mancati ricavi e quindi si chiede un sacrificio ai lavoratori e lo fanno. Ricordo a chi ci sta ascoltando che il più grande ammortizzatore sociale del gruppo AVM sono sempre stati i lavoratori del gruppo AVM. Nel 2013 recuperano circa 25 milioni con un accordo sindacale proprio per andare incontro ad altre vicende di crisi, quindi i lavoratori del gruppo AVM non dicono che non sono lì a fare la loro parte, però se noi sfruttiamo l'occasione di questa pandemia per voler mettere mani a una rivisitazione aziendale dove andiamo a mettere anche mani sul costo del lavoro, mi permetta di dire, vorrei essere elegante e mi fermo qui nelle considerazioni, ma lungi da me da chi debba usare questa situazione pandemica, se di ente pubblico si tratta, a maggior ragione per andare dopo a mettere mani al costo del lavoro. Se c'è da fare un sacrificio, i lavoratori AVM lo faranno come lo hanno sempre fatto, ma il sacrificio deve essere rilegato al recupero di quello che non si è guadagnato finora, perché chiudo dicendole, direttore, che l'AVM è un'azienda che è in ottima salute, al punto che anche una parte di guadagno di AVM va nelle casse del comune, quindi non stiamo parlando di un'azienda in perdita, stiamo parlando di un gioiello della mobilità regionale. Insomma, quindi viva Dio, è una situazione del tutto paradossale e la cosa più grave è che non si capisce dove si vuole andare ad arrivare, quale sia il punto di caduta. Poi diciamo una cosa, che se Venezia riparte, al di là della retorica, riparte attraverso un piano di mobilità diverso rispetto alle immagini che abbiamo visto in queste settimane. Penso che su questo siamo tutti d'accordo e mutatis mutandi vale per tutta la laguna, compreso Chioggia e le isole fondamentalmente. Guardi direttore,
Guardi direttore, l'altro giorno abbiamo accolto le delegazioni sindacali insieme al presidente Ciambetti e altri esponenti della Commissione Trasporti al Ferrofini e ci poniamo anche una questione come Regione Veneto. Ma perché come Regione si mettono in campo importanti risorse per promuovere i nostri territori e dopo, quando abbiamo la fortuna che scelgono i nostri territori come meta turistica, come diceva lei, per farla ripartire, gli diamo un servizio dove bisogna attendere per ore un vaporetto, per ore un vaporetto? La soluzione non è mettere le forze dell'ordine sui pontili per evitare che la gente arrabbiata aggredisca gli operatori. La soluzione è fare navigare questa gente, come è sempre stato prima delle scelte di questa amministrazione. Cioè qui la situazione è diventata questa perché qualcuno è andato a cambiare una situazione che funzionava a tutti gli effetti, che portava introiti, che portava ricchezza, che faceva mobilità. Cioè non dobbiamo inventarci nulla di nuovo, bastava lasciare le cose come stavano con tutte le migliorie e gli accorgimenti del caso e anche chiedendo i giusti sacrifici ai lavoratori per quello che aveva diciamo che non servivano stravolgimenti, le dice Montanariello. Io la ringrazio consigliere, so che ha commissione, quindi ci aggiorniamo alle prossime. Buon lavoro quindi a Jonathan Montanariello del Partito Democratico. Un caro saluto, arrivederci. Jonathan, ciao. Un saluto a tutti, grazie dell'invito, molto gradito, buon proseguimento. A presto, arrivederci. Concludo con lei Boscolo, prima di passare, non so se è già arrivato il nuovo ospite che è Fabio Maggio, ecco lo vedo, è assessore a Pederobba ed è anche lui di Forza Italia, quindi in questo momento sto violando la par condicio, siete entrambi di Forza Italia, ma al di là di questo, lei Boscolo è direttore di questa scuola di formazione, sì. Abbiamo parlato di aggressioni. Abbiamo parlato di xenofobia, di questo caso che speriamo tutti sia davvero isolato, che si è verificato a Chioggia. Abbiamo parlato di questa sottocultura, Montanariello ha utilizzato questo termine, queste aggressioni nei bus. Dipende anche dal linguaggio della politica. È sempre... ogni tanto ritorna il senso del linguaggio è importante, non solo della politica, anche dei sindacati, della Chiesa, delle associazioni di categoria, di tutto quello che c'entra con la nostra vita. Il linguaggio è importante, però non può essere l'alibi, perché io il linguaggio lo sento, a volte non lo capisco, ma mi comporto in scienza e coscienza secondo una mia morale, secondo una mia etica, secondo anche un'educazione che mi ha dato la famiglia, secondo anche gli insegnamenti che ho ricevuto a scuola. Quindi c'è una sommatoria di segmenti che ci mettono in campo di dire cosa siamo e chi siamo. Certo. Quindi non può essere solo il linguaggio della politica, perché spesso viene usato questo termine del linguaggio della politica dalle parti avverse rispetto all'altra per attaccarli, per fare polemica, eccetera. Diciamo che è una strumentalizzazione del linguaggio della politica, quindi entriamo in... Maggio, lei come la vede? Consentitemi una battuta, la politica è la manifestazione della società in cui si vive, no? Quindi cercare di scaricare sulla politica la responsabilità è forse un approccio sbagliato al problema. Certamente eventi come questi debbono essere contrastati con la massima durezza. Serve non solo un contrasto duro sul fatto, ma serve certamente tutti fare una riflessione su quelli che sono i toni che usiamo tutti i giorni, ma anche su un'educazione sociale che forse comincia a vedere con molta più durezza la propria mancanza in questi anni. Ecco, stiamo parlando di linguaggio, stiamo parlando di cultura, ma c'è un altro fatto di cronaca, presunto fatto di cronaca che sta facendo discutere. Da qui la presenza di Fabio Maggio, che appunto è amministratore locale a Pederobba. È tornato alla ribalta in questi giorni la storia, il messaggio di Paola Albertini, che da anni è conosciuta come la veggente di Pederobba per i suoi racconti di apparizioni mariane. Il nuovo fenomeno che si sarebbe verificato nei giorni scorsi, dice Albertini, è seguito con cautela dalla Chiesa, in particolare dalla diocesi di Padova. Ma vediamo l'intervista del nostro Nicola Marcato.
Sono 35 anni che ho le apparizioni di Maria Regina degli Angeli Custodi e ho fatto silenzio 10 anni perché Madonnina ha detto di fare silenzio. 10 anni sono tanti però. Un silenzio, quello di Paola Albertini, rotto pochi giorni fa. Sabato sera verso le ore 23:30 circa vengo per andare a letto e la Madonnina era dietro lì e mi accorgo che vedo una lacrima che viene giù. Io ho detto, ma sarò stanca, ho pensato, non ho mai dato per scontato, insomma. E invece mi sono avvicinata, ho provato piano piano a toccarla anche con un dito, era bagnata. Nei giorni successivi, racconta Paola, il fenomeno si sarebbe ripresentato anche in altre 4 statue e in un caso una lacrima sarebbe diventata sangue. Questa qui che abbiamo più grande, mi sono accorta, ma veramente che ieri sera, mi sono accorta che aveva nell'occhio sinistro questa lacrimona rossa, proprio sangue, insomma, che scendeva. È da tanti anni, racconta Paola Albertini, che le apparizioni della Madonna sono cominciate prima nella sua casa e poi nella zona del Monfenera, dove è nato un vero e proprio pellegrinaggio di fedeli. Da parte della Chiesa vige la massima cautela, tanto più ora che il nuovo fenomeno si sarebbe manifestato. La donna è rimasta per ore ad ammirare le statue, realizzando foto e filmati con il suo telefonino. Ne ha parlato anche con la sua guida spirituale, Don Bruno Bevilacqua, che assicura la genuinità della devozione della veggente. Paola ogni giorno, generalmente di sera, verso le 18, poco più, ha delle apparizioni qui in casa. E qui, nella camera da letto, dove sono avvenute le visioni, la diocesi ha deciso di aprire un'inchiesta dopo che la donna ha segnalato il particolare fenomeno. Chiaramente che la Chiesa, anche attraverso i suoi vescovi, è molto prudente al riguardo. La prudenza è presente anche in paese quando si parla delle visioni di Paola. Sono credente e sono praticante, però non so fino a che punto posso credere. Maggio, lei che è amministratore locale a Pederobba, ci crede? Una domanda molto diretta. C'è grande rispetto per chi crede e per chi ha fede, sicuramente da parte dell'amministrazione. Questo fenomeno è presente a Pederobba da che io sono in consiglio comunale, quindi anche da prima, quindi sono più di 12 anni che ne sentiamo parlare. Credo che sia proprio il caso di dire che è meglio lasciare a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Attendiamo fiduciosi quello che le istituzioni ecclesiastiche dovranno accertare, cioè se queste apparizioni hanno effettivamente un approdo nella realtà, e sicuramente ci atterremo a quelle che saranno le pronunce delle più alte magistrature e istituzioni ecclesiastiche che attendiamo dopo anni in cui appunto ci sono polemiche o comunque dubbi su questo tipo di apparizioni che sono ben presenti anche tra i fedeli del paese. Di certo queste presunte apparizioni negli anni hanno portato anche un certo giro, tra virgolette, di fedeli sul Monfenera. Sì, confermo, c'è un solerte via vai, diciamo, soprattutto nel weekend, nella zona in cui queste apparizioni sono presenti. È sempre stato un fenomeno gestito con grande diligenza dagli uffici comunali, che ringrazio, perché spesso e volentieri vi sono molti fedeli che affluiscono sul posto. Ripeto, è un fenomeno che gestiamo doverosamente, ma su cui attendiamo che siano le istituzioni ecclesiastiche a fare chiarezza. Lei che è a distanza di sicurezza Boscolo da ogni polemica, perché appunto che cosa ne pensa seguendo questa storia? Che idea si è fatto? È una questione di fede. Tutto il resto, i mass media, la gente che va in pellegrinaggio, il comune che a Pederobba cerca di gestire come meglio crede la cosa, e mi pare, sentendo le parole dell'assessore, che sono anche bravi a gestirla bene, è una questione di fede. Dopotutto la vita è un mistero, la morte è un mistero, a volte non abbiamo risposte noi e quindi dobbiamo avere fede, non dico crederci, senza se, senza ma, coi paraocchi, essere bigotti piuttosto, anche perché sono dell'opinione che la mia vita va avanti lo stesso con i problemi che ha. È importante capire, ricavare dalla fede che ognuno di noi ha
ed è una cosa personale, è come il coraggio di origine manzoniana, nessuno te la dà la fede, cioè ti arriva un miracolo e quindi ci credi a una cosa che ti cambia la vita, però sempre davanti a una compagnia di persone che è intorno, per dire. Diciamo che entrambi da bravi forzisti siete liberali, quindi mi pare di capire che per voi è importante la coscienza dell'individuo, insomma, sono cattolico e cristiano, anche liberale se vogliamo politicamente, però è così, cioè, se uno non vuole crederci non ci crede, se uno dice che lo fanno solo per il turismo che lo dica, siamo liberi. Dopotutto Dante nella Divina Commedia ci diceva che due cose abbiamo importanti, no? È la fede e la libertà, quindi noi abbiamo libero arbitrio. Le due cose però non sempre sono coniugabili, o sbaglio? Maggio? La fede è un dono e come tale il dovere della politica credo sia il primo quello di rispettare chi ha questo dono e il secondo quello di preservarla da qualsiasi forma di speculazione. Bravo, concordo. Quindi diciamo voi come comune di Pederobba, per dirla in parole molto semplici, ve ne state a guardare per il momento. Siamo in fiduciosa e fedele attesa che chi ha la responsabilità e le competenze e la fede per dirimere una questione così importante ci dica se possiamo effettivamente essere autorizzati a credere in queste apparizioni e quindi tutelare anche i fedeli che spesso e volentieri si recano nel nostro territorio e che accogliamo sempre molto volentieri. Nel frattempo però, Assessore, vi occupate di cose terrene come comune di Pederobba, ovviamente, no? E non per passare da un palo in frasca, ma c'è un'iniziativa molto apprezzata del suo comune che riguarda la tutela, diciamo così, del mercato e dei consumatori. Voi avete diffuso un manuale pratico per evitare le sorprese in bolletta. In che cosa consiste, Assessore Maggio? Ma intanto la ringrazio per dare diffusione a questa che è un'iniziativa proprio a tutela dei consumatori e può essere utile non solo per i cittadini e le famiglie di Pederobba ma per molti altri. Tutti sappiamo che una legge dello Stato aveva fissato la fine del cosiddetto mercato tutelato dell'energia, cioè quello che consente alle famiglie di avere prezzi calmierati in bolletta per l'energia elettrica e del gas al 2019. Bene, questo mercato tutelato è stato prorogato fino al 2023, ma oggi sarà capitato a tutti anche a casa, continuiamo a ricevere telefonate, molte telefonate e molte visite da parte degli operatori delle società che vendono l'energia che chiedono appunto la modifica dei contratti e di accedere al cosiddetto mercato libero. Mercato libero che è un'opportunità ma può trasformarsi anche in una brutta sorpresa per le famiglie che non abbiano le competenze e la volontà e la voglia di mettersi a leggere le condizioni contrattuali. Per questo abbiamo predisposto, grazie all'aiuto di esperti del settore, un piccolo manuale pratico con alcune regole per evitare di farsi fregare in bolletta, come abbiamo scritto in questo manuale. È un manuale che è stato posto a disposizione di tutte le famiglie e che verrà anche spiegato in eventi appositi ora che le condizioni sanitarie ce lo consentiranno, proprio per consentire di affrontare questo particolare e importantissimo switch dal mercato libero, dal mercato tutelato appunto al mercato libero e così evitare che sulle famiglie si riversino i costi magari di una errata interpretazione della norma oppure di una fregatura vera e propria. Ecco, è un'iniziativa molto importante, anche qui i comuni dovrebbero fare rete, soprattutto per queste iniziative, Boscolo. Credo che sia una politica di area vasta, non ogni singolo comune. Complimenti al comune di Pederobba per l'iniziativa, però sarebbe più giusto fosse normata a livello nazionale, regionale se vogliamo, comunque che tutti i comuni fossero messi nella stessa condizione di fare cose uguali, di dare notizie uguali, perché comunque sappiamo anche che la normativa magari è sempre in fieri, è sempre ad essere aggiornata e quindi magari alcune informazioni potrebbero arrivare a 360 gradi da più parti per fare dei documenti magari più preziosi. Comunque bene l'iniziativa, sono pionieri
i colleghi di Pederobba su questa iniziativa che tutelare il consumatore è molto importante, anzi si dovrebbe anche coinvolgere magari la Federconsumatori, tutte quelle associazioni consumatori per dare il loro contributo non solo per le amministrazioni comunali ma magari anche per tutto quello che può essere il servizio pubblico piuttosto che i consumi e altre cose. Adesso sto un po' allargando il tiro, ma per dire che queste iniziative sono sempre ben gradite ai cittadini, perché non sappiamo tutto e non abbiamo il tempo di occuparci di tutto. Assolutamente, soprattutto per le fasce più deboli della popolazione, immagino. Certo, se posso condivido pienamente quello che diceva il collega. C'è da dire una cosa, che è vero che a livello nazionale la normativa sui consumatori, in modo particolare in ambito energetico, privilegia la trasparenza, ma come dire, una cosa è scriverlo, una cosa è poi portarlo nella realtà. Noi come amministratori locali abbiamo ogni giorno segnalazioni di incaricati o falsi incaricati che si recano presso le famiglie a chiedere la revisione dei contratti, eccetera. È un fenomeno veramente pervasivo e diffuso e quotidiano. Per questo credo che sia importante che anche le autorità come l'ARERA, l'autorità per l'energia che regola questi fenomeni, si confrontino più direttamente con le amministrazioni locali e avvino anche dei tavoli di coordinamento, perché come giustamente diceva Boscolo, serve un maggior coordinamento tra noi e le autorità che regolano questi fenomeni a livello nazionale, poi per appunto implementare misure di trasparenza e conoscibilità per i cittadini che aiutino, ripeto, la maggiore trasparenza di un mercato che riguarda tutti. Grazie a Fabio Maggio, assessore comunale a Pederobba, grazie e buon lavoro Maggio, grazie a Beniamino Boscolo, consigliere comunale a Chioggia. Ci lasciamo tra l'altro oggi con una notizia di cronaca, un'ultima ora che arriva da Mestre. Abbiamo parlato di aggressioni ai lavoratori a CTV, di un clima teso nel trasporto pubblico locale, ma c'è da raccontare una lite esplosa tra dipendenti in posta. Uno è grave, colpito da 4 fendenti. È stato arrestato l'aggressore, così riporta il Gazzettino del Nord-Est. Lite fra 2 dipendenti, una portalettere e uno smistatore con grave accoltellamento all'ufficio postale di via Torino a Mestre questa mattina. Il ferito, colpito con 4 fendenti, 2 al collo e 2 all'addome, è ricoverato in gravi condizioni in ospedale all'Angelo, ma non risulta al momento in pericolo di vita. Arrestato l'aggressore, un cittadino italiano di 62 anni. Questa quindi è la notizia, l'aggiornamento dell'ultima ora in fatto di cronaca. Sempre per la cronaca vi ricordo la notizia di apertura di questa edizione odierna, la rapina che si è registrata ieri notte a Saonara, siamo in provincia di Padova, quando 2 banditi hanno fatto irruzione a casa di un uomo di 67 anni, pensionato, residente in via Brentasecca, e lo hanno colpito con un bastone. I 2 malviventi erano a volto coperto e dopo averlo picchiato e minacciato si sono fatti consegnare ben 5.000 euro. Subito dopo i banditi sono fuggiti a bordo di una Citroen C3 rubata. Il pensionato è ritrovata poche ore dopo dai carabinieri poco lontano dal luogo della rapina. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri. Questo quindi a Saonara in provincia di Padova. Tutti gli aggiornamenti nelle nostre edizioni dei telegiornali. Vi ricordo poi in ultimissima battuta il bollettino odierno delle vaccinazioni, perché c'è un dato importante. Nelle 24 ore è stato superato il 1 milione di cicli completati di vaccino in Veneto, quindi più di 1 milione di veneti è immunizzato, ha ricevuto sia la prima che la seconda dose. Un risultato importante
accadere nei giorni in cui si aspetta la spallata del commissario Figliuolo e quindi le nuove consegne di vaccini che dovrebbero arrivare appunto anche in Veneto. Per il momento è tutto, noi però ci rivediamo dopo il meteo e la pubblicità con Sara Pasqualin, segretario organizzativo della CGIL di Treviso, e con Giovanni Cesana della FLAI CGIL. Facciamo il punto delle più urgenti questioni occupazionali con un riferimento specifico al bonus nel settore agricolo. Questo subito dopo il meteo e la pubblicità. A fra poco. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Prevale ancora il bel tempo sul nostro territorio, salvo per una lieve e locale instabilità. Vediamo dove con l'aiuto della nostra grafica. Sul Veneto situazione di mercoledì 9 giugno decisamente buona, lo vediamo, tanto sole un po' su tutti i settori della regione, tuttavia con qualche addensamento. Nelle ore pomeridiane poi saranno possibili degli acquazzoni sui monti, localmente fin verso le pianure limitrofe. Temperature stazionarie minime tra 15 e 20 gradi, valori massimi invece tra i 26 e i 30 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove di fatto avremo poche novità, ampio soleggiamento solo con qualche rovescio in montagna. Temperature minime tra 16 e 19 gradi, massime sui 26-29 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove sarà asciutto in mattinata. A seguire invece avremo condizioni più instabili con qualche pioggia sparsa. Temperature minime intorno ai 16-17 gradi, massime sui 27 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati di nuovo in diretta con Straordinaria 3, in primo piano i temi del lavoro con la Camera del Lavoro, la CGIL. Qui in studio con me c'è Sara Pasqualin, segretario organizzativo della CGIL di Treviso. Buongiorno, Pasqualin, fra poco si collegherà dalla FLAI CGIL anche Giovanni Cesana. Tanti gli argomenti oggi sul tavolo, perché ovviamente c'è un paese che sta ripartendo e non si può che ripartire dai temi del lavoro, dell'occupazione e dai temi dell'economia. Questo nei minuti in cui si sta dando l'addio, in verità si sono appena conclusi i funerali di Guglielmo Epifani, storico leader della CGIL, poi anche parlamentare del Partito Democratico. Epifani che veniva spesso in Veneto, era stato anche a Treviso, se non sbaglio, Pasqualina, per inaugurare la sede della Camera del Lavoro. Sì, quando noi abbiamo fatto i 100 anni praticamente della CGIL di Treviso, lui è venuto giù perché in contemporanea era con l'inaugurazione della sede servizi della CGIL. E abbiamo un ricordo ovviamente molto forte legato a questo segretario, perché a parte che è venuto a Treviso, poi come sono venuti anche i suoi successori, però lui ha ereditato il minuto successivo a Sergio Cofferati, e comunque erano sempre anni di grandi movimenti, insomma, anche a livello sindacale e anche innovazione, tra virgolette, sindacato, perché dagli anni 90 abbiamo iniziato a mettere mani a tutta una serie di questioni importanti. E poi è stato precedentemente a Susanna Camusso, che poi sì, abbiamo sostituito recentemente con ovviamente Landini, quindi è ovvio un leader sindacale di importanza nazionale
e che ha fatto il suo supporto alla CGIL è molto, molto importante, insomma, per noi. Era un uomo di dialogo, così lo descrivono, lo hanno descritto in questi giorni. Beh, condivide questo ritratto? Sì, io non l'ho conosciuto, purtroppo il mio arrivo in CGIL è praticamente nel minuto successivo in cui viene eletta Susanna Camusso, quindi ho più vissuto la Camusso come segretario generale. Però da iscritta ne ho sempre sentito parlare bene, era molto lungimirante su certi aspetti, avendo comunque delle basi socialiste. Lui ha cercato di portare il suo apporto alla CGIL cercando di traghettarla in una dinamica appunto di innovazione, fase che comunque noi siamo in continua fase di sviluppo, perché sappiamo benissimo che il sindacato segue un po' il mondo del lavoro e quindi tutte le dinamiche politiche legate al mondo del lavoro. Spirito che poi aveva... Però chi l'ha conosciuto, quelli che nella mia sede l'hanno conosciuto, hanno veramente un ricordo molto bello della persona, perché si riusciva a dialogare bene con lui. Lei fa parte ovviamente della nuova generazione, quindi è chiaro che non c'è una conoscenza, diciamo, diretta, però ecco, la storia della CGIL in particolare è sempre scandita da personalità di un certo peso. Sì, questi sono segretari comunque che ci insegnano, che sentiamo parlare, che nella vita della CGIL senti quotidianamente, quindi ti sembra un po' di conoscerli a volte, perché anche se magari non li hai visti dal palco, ecco, però la CGIL è molto conviviale, nel senso che è veramente un'associazione collettiva e quindi c'è una volontà anche di chi è segretario generale con un incarico importante comunque di avere un rapporto diretto con i territori, perché poi gli iscritti sono trasversali e sono in tutto il territorio, e quindi anche nella modalità di muoverci al nostro interno è molto familiare, molto da compagni. Noi tra di noi ci chiamiamo compagni proprio perché c'è questa conviviabilità che ci dà il fatto di condividere da una parte gli ideali e dall'altra parte le linee anche strategiche dell'organizzazione. E poi ci sono i temi dell'attualità. Questo era il ricordo doveroso di una figura importante. I temi dell'attualità, in particolare la questione molto calda del blocco dei licenziamenti e più in generale della riforma degli ammortizzatori sociali, che dice in un'intervista alla Stampa il ministro del lavoro Andrea Orlando sarà pronta per i primi di luglio, ma servirà un confronto con il MEF, il Ministero dell'Economia e della Finanza, per le risorse. Nei settori in cui si va allo sblocco licenziamenti a luglio, afferma il ministro Orlando, la cassa integrazione c'è. Il problema sono le aziende più piccole che saranno interessate dallo sblocco a ottobre. Le ipotesi di Confindustria sulle assunzioni sembrano ottimistiche al ministro, ma spero abbia ragione, dice Orlando, riferendosi ovviamente alla Confindustria. Credo che in alcuni settori ci sia voglia di assumere, ma anche che ci siano ancora aree di sofferenza. Condivide questa analisi di Orlando e quali sono le vostre preoccupazioni? Allora, le nostre preoccupazioni è che uno sblocco dei licenziamenti a poco passo da quella che è la situazione che è ripartita, ma sappiamo negli ultimi mesi si sta ancora finendo la campagna vaccinale, quindi c'è qualche prospettiva di ripartenza, però sappiamo bene che sono settori che sono stati fermi negli ultimi più di un anno ormai, e quindi la nostra preoccupazione è che avere subito sblocco dei licenziamenti crei tutta una situazione di poveri improvvisi. Non so se mi spiego, nel senso che c'è tutta una categoria, i numeri dicono 70.000, noi abbiamo anche percezione che i numeri siano molto più alti a livello anche nazionale, perché poi queste persone si trovano veramente in una situazione in cui uscire dal mondo del lavoro rischi poi di non rientrare, soprattutto in una fase in cui alcuni settori, come dicevo, sono in ripartenza. La percezione che abbiamo noi è che c'è bisogno di un po' più di tempo, ed è quello che è stato detto anche a livello nazionale, ed è quello che in realtà ha bloccato un po' il decreto bis sulla cosa, perché lo sblocco doveva partire dal 1° di luglio. C'è questa fase di discussione
perché riteniamo che comunque licenziamenti lì dove c'erano situazioni dedicate a fallimenti piuttosto che riorganizzazioni strutturali sono comunque state fatte, nel senso che comunque c'è stata una forma di uscita di alcuni lavoratori nell'ottica della tutela e quant'altro. Dare così l'input subito in questi pochi tempi rischiamo veramente di avere tutta una serie di lavoratori che improvvisamente si troveranno senza posto di lavoro e senza prospettiva, in un sistema in cui gli ammortizzatori sociali non sono ancora stati sistemati, perché danno coperture ovviamente magari alle aziende un po' più grandi, meno coperture a quelle più piccole. Se devo guardare allo specchio di Treviso, noi abbiamo situazioni in cui ci sarebbero veramente difficoltà per tanti lavoratori e lavoratrici. Quali i settori che rischiano di più? Diciamo che sono un po' quelli che sono il settore del tessile, sono stati un po' fermi nell'ultimo anno, quindi comunque noi abbiamo difficoltà, c'è stato un grande mutamento anche su chi operava nel turismo, ristorazioni, sappiamo che tanti hanno chiuso l'attività perché poi comunque c'era difficoltà a tenerla aperta, perché c'erano comunque già processi di sostituzione prima del Covid, in fase pre-Covid, e quindi ci sono tutta una serie di settori che hanno retto al Covid e che hanno avuto una modalità di sostentamento e hanno continuato a lavorare, e alcuni settori, come dicevo prima, che invece sono stati fermi. La nostra preoccupazione è che, dando il via libera senza avere un sostegno, cioè un piano di ammortizzatori sociali che siano veramente strategici e non il cerotto, possa essere una situazione che poi fa tirare indietro tutto il settore. Efficaci, insomma, ma anche semplificati rispetto a quello che abbiamo visto. Assolutamente sì, perché poi il problema è proprio quello, nel senso che da una parte tu è come un po' quello che è successo in tutto il Covid, si dà l'indennità, gli si dà, tra virgolette, l'acqua per sopravvivere, però sempre con la prospettiva di là che c'è una canna del gas, non so se mi spiego, nel senso che bisogna che la riforma che facciamo sugli ammortizzatori sia fatta nell'ottica di una fotografia di quello che è il sistema dell'Italia, perché non si può dare ammortizzatori alle aziende che riescono a sopravvivere, okay? Tipo la cassa integrazione, quelle cose lì, e tutta una serie di altri settori sono abbandonati a loro stessi, oppure gli si dà a getto a seconda delle esigenze. Diciamo che la pandemia ha messo in luce tutte queste lacune e tutti questi paradossi per certi versi. La pandemia ha accelerato proprio un sistema che comunque noi segnalavamo da anni che non funzionava, nel senso che sono anni che la CGIL vuole la riforma degli ammortizzatori sociali perché non copre tutti a 360 gradi, ma copre solo una parte. Quello che è successo ha fatto emergere tutta una serie di risorse destinate per l'emergenza, che sono state destinate al mondo del lavoro per emergenza, ma per ovvie conseguenze, perché la gente era a casa e i posti di lavoro erano chiusi, e quindi adesso veramente la strategia è di quella di costruire qualcosa che funzioni in una economia che è così, che mutua continuamente e che segue un mercato che è in difficoltà spesso e volentieri, perché noi abbiamo un sistema industriale, artigianale a livello italiano che non sempre è al passo con quelle che sono le esigenze, insomma, del mercato. Saluto e ringrazio, lo vedo collegato, abbiamo vissuto momenti di tensione ma poi alla fine ce l'abbiamo fatta. Buongiorno a Giovanni Cesana, buongiorno. Fly CGIL, buongiorno Cesana. Prima di parlare però del settore primario dobbiamo trattare un'altra questione abbastanza urgente, Pasqualin, che è quella dell'assegno unico. Tante famiglie sono mobilitate, abbiamo parlato anche con i suoi colleghi nelle scorse settimane dell'indice ISEE, quindi stiamo facendo informazione anche da questo punto di vista, ma quali sono le novità, diciamo, di giornata su questo fronte? Allora, le novità sono arrivate di fatto il 4 giugno a seguito appunto di una delibera del governo che ha dato delle indicazioni sull'assegno unico. Come spesso succede, l'informazione arriva prima di quella che è la modalità operativa, quindi siamo tutti in attesa di avere chiare le declaratorie che prevedono il sistema, non solo da un punto di vista di tabelle, perché abbiamo visto che stanno anche circolando delle tabelle, però
il nostro mestiere ci insegna che bisogna avere la certezza prima di dare informazioni che possono essere anche non corrette, e quindi è una fase che io spero che da qui a fine mese deve esserci veramente un chiarimento, perché la data che danno oggi è il 1° luglio, fermo restando che lo danno solo per alcune categorie, nel senso per tutti coloro che oggi non hanno diritto all'assegno familiare, quindi che sono gli autonomi piuttosto che i lavoratori che non hanno accesso tramite l'assegno familiare su lavoro dipendente. Quindi l'indicazione che stiamo dando noi, e partiremo anche dal 21 giugno, la CGIL ha messo in moto tutto un sistema per raccolta di assegni familiari, perché noi stiamo dando indicazione ai lavoratori, quelli che devono fare il rinnovo, il classico rinnovo, di arrivare presso le nostre sedi, se non in grado di farlo autonomamente presso il sito dell'INPS, che aprirà comunque dal 1° luglio, di arrivare presso le nostre sedi per fare la domanda, perché per loro è previsto una specie di ponte per questi 6 mesi, per i quali loro dovranno presentare la domanda e gli assegni familiari verranno pagati nella stessa modalità precedente, fermo restando che hanno previsto un incremento sul valore dell'assegno rispetto all'anno scorso. Quindi tutti i lavoratori dipendenti devono rifare la domanda e dovranno ripresentarla nella stessa modalità. Per tutti, quindi tutta la platea, e questa nuova modalità di assegno unico che poi comprende non solo l'assegno familiare ma anche pezzi del bonus bebè e quant'altro, la partenza è prevista per il 1° gennaio del 2022. E lì arriveremo all'assegno universale fondamentalmente. Quello è sì. Quello potrà definirsi tale. Quello è proprio l'assegno per la gestione familiare che è prevista, insomma. Grazie per questa panoramica. Abbiamo parlato quindi di lavoro e lavoratori a 360 gradi, ma c'è una categoria in particolare che da sempre ha strumenti specifici e dedicati. È un mondo a sé stante per certi versi, mi riferisco a quello del settore agricolo. Cesana, buongiorno di nuovo. Le chiedo, ci può scattare una fotografia di quali lavoratori stiamo parlando, di quanti lavoratori stiamo parlando e quali sono le problematiche che la pandemia ha acuito in questi mesi? Allora, innanzitutto volevo precisare che la misura che è arrivata con il decreto Sostegni bis è stata anche una misura presa dopo una serie di pressioni che sono avvenute anche da parte del nostro sindacato, CGIL, e grazie a questa misura si è andato, diciamo, a dare un ristoro anche a quella tipologia di lavoratori agricoli che sono un'ampia platea che interessano tutto il settore che va appunto dall'agricoltura ma anche agli allevamenti ittici, agli agriturismo, e quindi copre una fascia di tantissimi lavoratori, e molti dei quali naturalmente hanno dei contratti cosiddetti stagionali. Naturalmente una parte di questi lavoratori, non lavorando tutto l'anno, viene coperta anche con la disoccupazione agricola, la quale disoccupazione agricola però naturalmente qualora i lavoratori svolgano un numero ridotto di giornate non sempre è sufficiente. Per questo con il decreto Sostegni bis c'è stata questa misura che appunto in realtà è una misura una tantum, quindi si parla di un bonus di 800 euro che arriverà a tutti i lavoratori che hanno il contratto agricolo stagionale, quindi i cosiddetti OTD, scusi, e che abbiano svolto perlomeno 50 giornate lavorative nell'arco del 2020. 50 giornate lavorative. Certo. Questa misura, quindi i requisiti sono appunto le 50 giornate lavorative, i lavoratori non possono essere al momento della richiesta avere un contratto a tempo indeterminato e non possono aver fatto anche la richiesta di reddito di emergenza o di reddito di cittadinanza. E naturalmente non possono nemmeno essere titolari di pensione. Quindi restano fuori i contratti a tempo indeterminato, sostanzialmente le categorie che ha appena elencato.
Sì, naturalmente i più colpiti dalla pandemia, allora voi immaginate in questo settore diciamo tantissimi lavoratori hanno anche lavorato nell'arco del 2020, nel senso che noi abbiamo avuto la possibilità di avere il cibo nelle nostre tavole grazie a una quantità enorme di questi lavoratori stagionali. È logico che però in alcuni settori particolari ci sono stati, una fascia di questi lavoratori è stata colpita in misura forte, penso soprattutto ai lavoratori degli agriturismi che molti di questi hanno il contratto stagionale, agricolo naturalmente, e anche quei lavoratori che lavorano su aziende che poi rifornivano tutto il settore diciamo strettamente legato anche al turismo. E quindi a differenza di altre categorie erano rimasti scoperti, non avevano avuto nessun ristoro. Come le dicevo prima, anche grazie a una forte pressione sindacale siamo riusciti ad ottenere questa misura di ristoro che perlomeno andrà a tamponare questo momento difficile per questa specifica categoria di lavoratori stagionali. Cesana, quindi questo bonus da 800 euro può essere cumulativo rispetto a eventuali indennità di disoccupazione agricole? Certo, questo si andrà ad aggiungere alla disoccupazione, che fra l'altro è un'indennità che i lavoratori percepiranno in questo mese, perché praticamente hanno cominciato i pagamenti della disoccupazione agricola, sono cominciati da una settimana in pratica, e quindi questa misura si andrà ad aggiungere alla disoccupazione agricola, che come dicevo prima purtroppo per alcune categorie però risulterà anche un po' ridotta per il fatto che hanno poche giornate lavorative nell'arco del 2020. Ah, ok, quindi c'è anche questo tipo di calcolo da prendere in considerazione. Certo. Io vi ricordo il numero per intervenire in diretta con i nostri ospiti: 0422 1628 332. Pasqualin, sempre a livello operativo, perché questa misura diventi davvero realtà, cosa dobbiamo aspettare? Purtroppo quelli che gestiscono l'indennità, purtroppo e per fortuna, nel senso che poi è l'INPS che gestisce tutta questa questione di indennità. Io so che ieri hanno dato indicazione che tutte le indennità che sono al rinnovo, quella degli agricoli in realtà è una novità rispetto al decreto precedente, però tutte le indennità che poi sono state rinnovate, tipo quelle che erano previste per il settore del turismo, per gli stagionali del turismo, per gli stagionali intermittenti, si sta dando indicazione che entro il 15 giugno si tenterà di pagare, fermo restando che noi arriviamo da quelle che sono state presentate entro il 31 maggio, quindi purtroppo ci sono sempre i tempi tecnici, tanto che tutti i lavoratori che arrivano presso le nostre sedi, noi diciamo sempre, si fa la domanda e la mandiamo via, dopodiché l'INPS ha un mesetto abbondante di lavoro generalmente. Per quanto riguarda l'ADS agricola, invece, quella che diceva Giovanni, c'è adesso la fase di elaborazione delle domande che avevano presentato a marzo e quindi l'INPS sta erogando adesso l'indennità. Diciamo, questa è la misura ordinaria con cui normalmente si ha a che fare. Purtroppo sui tempi è sempre complicato, l'abbiamo visto anche nell'altro decreto, è successo che sono partite, perché poi l'annuncio, il decreto prevedeva tutte queste serie di indennità, siamo partiti a fare le richieste, dopodiché in corso d'opera eravamo arrivati a metà mese e la scadenza era a fine mese. Hanno dovuto prorogare di un mese la presentazione delle domande perché non c'erano i tipi tecnici per gestirle, se no. Stessa cosa, noi facciamo conto che in questo momento l'INPS ha tutta una serie di questioni aperte, perché ha le indennità appunto dei settori che dicevamo prima, ha il discorso del REM, del reddito d'emergenza, che comunque è scaduto, la prima richiesta è scaduta qui al 31 maggio, ma c'è già anche hanno già prorogato anche quello, quindi abbiamo anche quello, più c'è l'indennità degli agricoli, più ci sono le questioni ovviamente adesso che dovranno partire anche a breve, ovviamente anche degli assegni familiari, quindi è ovvio che sono mesi caldi. E se io guardo poi l'aspetto proprio prettamente economico, sono tutte risorse economiche che servono in fretta ai lavoratori.
Su questo non c'è assolutamente dubbio. Tra l'altro prima Cesana ha ricordato una categoria in particolare che è sempre un po' al limite, no? Non si sa mai come considerarla, quella dei lavoratori negli agriturismi, ed è una voce importante questa per il territorio della Marca e del Veneto in generale, Cesana. Sì, è una voce importante perché voi dovete immaginare che tutto quel settore che diciamo da tempo ormai si sta anche lanciando con anche ampie prospettive, in realtà all'interno di questo settore degli agriturismi vi sono tantissimi contratti agricoli stagionali che vanno appunto sia dai lavoratori veri e propri che lavorano diciamo nei campi, nelle viti eccetera, nella frutticoltura, ma addirittura all'interno degli agriturismi stessi possono ricoprire mansioni come quelle dei camerieri piuttosto che delle persone che curano l'agriturismo stesso. E tutti questi sono appunto contratti di tipo stagionale agricolo. E volevo ricordare, importante, che per quanto riguarda questa misura, la richiesta di questo bonus, esiste già un termine di scadenza che è a fine giugno, quindi noi abbiamo tempo, i lavoratori hanno tempo fino a fine giugno per fare la domanda del bonus. Noi come CGIL stiamo già raccogliendo i mandati per poter poi richiedere la domanda, e quindi in un certo senso anche sollecitiamo i lavoratori che lavorano nel settore agricolo stagionali, che ricopre anche la parte per esempio del florovivaismo, che è un settore molto ampio all'interno della nostra Marca, e di appunto ricorrere alle nostre sedi per fare la richiesta. Noi siamo distribuiti su tutto il territorio, come immagino sappiate, tutto il territorio della provincia, e quindi riusciamo ad avvicinarci a tutti. Questo è molto è importante sottolinearlo, perché ci sono sempre tanti lavoratori che non sono forse consapevoli di queste che sono delle opportunità, o no Pasqualini? Sì, assolutamente, ma la maggior parte delle persone a volte non è neanche, non si riconosce nel settore in cui lavora, nel senso che sa che ha un contratto, però pensa che tutto quello che gli spetta è inerente a quel contratto lì. Invece c'è tutta una serie di anche bilateralità parallela, oltre a queste indennità che adesso queste arrivano per la situazione d'emergenza, però c'è tutta una serie di conoscenze, di fondi che abbiamo visto anche l'esperienza di EBAV sull'artigianato, certo, insomma, che copre poi trasversalmente tutta una serie di settori, e spesso la cosa che ci rendiamo più conto è che la gente non è informata su questa cosa. Non è informata perché o è mancanza dal punto di vista anche nostro comunicativo di dare l'informazione in modo a 360 gradi, oppure uno è talmente impegnato nel suo piccolo che pensa che il reddito che gli spetta è quello esclusivamente del lavoro, e quindi non sa che poi ci sono tutta un'altra serie di forme parallele per integrare quel reddito lì. Io adesso ho fatto l'esempio dei fondi perché anche un altro pezzo che vediamo che qua destiniamo anche molte puntate per dare queste informazioni sono i fondi bilaterali che ci sono nei contratti e che danno comunque un ritorno economico al lavoratore. Bilateralità questa sconosciuta, perché per quanto se ne parli continua a essere poco indagata. Sì, perché poi forse è il nome, forse è il non capire che c'è tutto un sistema di ammortizzatorio, di welfare interno che si è creato, che va a sostegno proprio per andare a garantire qualcosa in più rispetto alla fase di calo che abbiamo avuto sui redditi, nel senso che poi comunque siccome anche nei rinnovi contrattuali è sempre più complicato anche a livello di sindacati portare a casa i risultati economici importanti, si sostiene il lavoratore con tutta questa forma che comunque danno un ritorno immediato. Io se ci penso ci sono fondi, l'EBAV e l'artigianato per quanto riguarda il Veneto insomma è una realtà importante ed è una realtà che
che comunque ha sostenuto tutta la partita degli artigiani durante l'indennità, perché le FSBA e gli assegni della cassa integrazione nell'artigianato veniva pagato cioè in parte veniva pagato e anticipato. Hanno anticipato di fatto, perché poi molti ritardi sono stati dovuti anche a livello nazionale delle risorse che non venivano sbloccate, però nella prima fase erano state sbloccate delle risorse importanti dall'ente per cercare di dare un sostegno immediato. E speriamo davvero che questi fatti siano davvero alle spalle, perché appunto sono stati mesi drammatici con queste mancate liquidazioni e quant'altro. È quello che dicevamo prima, cioè il fatto di non avere un piano strategico che comunque interviene in una modalità trasversale e che dà garanzia, genera poi questi momenti nel caso del lockdown e della fase emergenziale. Tutti noi speriamo che finisca e che ne usciamo, perché è stata una cosa, ovviamente una pandemia non è una cosa che succede tutti i giorni, però lo stesso noi siamo in una fase, in un mondo del lavoro che è continuamente in mutamento, e gli strumenti che abbiamo a sostegno di questo mondo del lavoro non sempre sono appropriati rispetto a quello che avviene concretamente nella realtà. Mondo del lavoro in continua evoluzione e sempre più interconnesso, perché prima Cesana parlava di florovivaismo, di agriturismo, e sono comparti del settore agricolo molto interconnessi, che ne so, mi è venuto in mente il settore dei matrimoni, quindi tutto il wedding. È chiaro che il florovivaismo e gli agriturismi hanno risentito anche di questa crisi. Poi è vero, ci sono i lavoratori agricoli puri, tra virgolette, che hanno sempre lavorato, ma ci sono settori del primario che hanno sofferto particolarmente. È così, Cesana? Sì, certo, perché in realtà il settore agricolo è un settore molto ampio che fra l'altro ricopre anche tutta la fascia, diciamo, nella nostra provincia nello specifico non è interessata proprio per la pesca, però per esempio se noi pensiamo agli allevamenti ittici è un settore molto ampio proprio all'interno della nostra provincia. E come ricordava giustamente Sara, anche all'interno del settore agricolo esistono degli enti bilaterali, in modo particolare noi abbiamo un ente provinciale che si chiama FIMI, per il quale i lavoratori possono naturalmente fare delle richieste di alcuni praticamente contributi che gli possono arrivare in casi sia di spese sanitarie particolari, ma pensando per esempio all'anno del Covid, noi abbiamo anche un ente bilaterale nazionale come il FISA, che è andato incontro per esempio a tutte le diarie praticamente nelle quali i lavoratori agricoli si sono dovuti trovare in quarantena e hanno dovuto restare a casa, e in questo modo c'è stato anche questo sostegno. Ritornando invece all'ente bilaterale, quello provinciale, questo va incontro per diverse tipologie di esigenze che possono essere appunto da quelle sanitarie, ma anche a quelle contributi che arrivano per spese scolastiche dei figli che vanno nelle scuole superiori piuttosto che elementari, e anche nel caso della maternità riescono a dare dei contributi importanti che a volte in certi periodi sono determinanti all'interno di una famiglia dove l'unico reddito è quello magari percepito dal lavoratore stagionale. L'anno scorso a quest'ora, con i sindacati, anche le associazioni di categoria, parlavamo, era uno dei temi della manodopera che non poteva rientrare in Italia a causa Covid. Era un argomento particolarmente dibattuto. Adesso come siamo messi, Cesana? Glielo chiedo anche perché in queste settimane di ripartenza, per l'appunto, alcuni settori stanno denunciando l'assenza di manodopera. Mi riferisco in particolare al turismo. Il settore primario in questa stagione 2021 come è messo?
Allora, bisogna dire innanzitutto che all'interno del settore primario la richiesta di manodopera, naturalmente stiamo parlando di una manodopera che non sempre è così specializzata, però a volte purtroppo quello che noi notiamo anche è che anche qualora vi siano specializzazioni e qualifiche di un certo tipo, perché voi immaginate che appunto il lavoro nei campi non è solamente la raccolta dell'uva piuttosto che la potatura, ma a volte bisogna avere conoscenze di tipo fitopatologico piuttosto che per poter fare i trattamenti, oppure di tipo agronomico, e purtroppo quello che spesso avviene è che non sempre questa manodopera sia sufficientemente qualificata anche in termini retributivi, quindi si tende a mantenere i lavoratori con dei livelli piuttosto bassi di retribuzione, non riconoscendo le qualifiche. E questo naturalmente rende a volte la ricerca più difficile, quindi c'è anche questo aspetto da prendere in considerazione, che non è un aspetto secondario, soprattutto appunto in settori che sono anche sempre più specializzati, perché ormai anche il settore degli allevamenti richiede un certo tipo di manodopera. Però purtroppo la richiesta, diciamo, viene fatta sempre per, diciamo, i livelli, quelli più bassi, quindi l'operaio comune, piuttosto che livelli di specializzato o super specializzato, che riconoscerebbero delle retribuzioni più appetibili. Diciamo, Pasqualin, quindi quest'anno l'allarme è meno evidente rispetto all'anno scorso sul fronte della manodopera, anche se restano tutte queste criticità. Sì, restano alcune criticità legate agli spostamenti, però insomma tutto sommato allora io ho visto che in questi giorni si sta abbastanza, ci sono state varie indicazioni da alcuni che è difficile trovare persone soprattutto nel settore del turismo. Sono intervenuti anche ufficialmente le nostre categorie che seguono il settore. Ci sono sempre i due lati della medaglia, come su tutte le cose. Da una parte sicuramente quello che è successo ha bloccato alcuni sistemi, tra cui anche, dicevo, lo spostamento, la difficoltà nel spostarsi, perché nei settori agricoli, per esempio, ci sono quelli che fanno la stagione estiva nel nord d'Italia, perché magari fanno la raccolta mele piuttosto che nei vigneti, e poi magari vanno a fare la stagione tra virgolette invernale nel sud d'Italia per la raccolta dei pomodori e quant'altro, insomma. Quindi questa cosa qui sicuramente ha creato una disorganizzazione, però da qui a dire che è stata difficoltà di trovare manodopera, insomma, hanno lavorato, dimostrano che hanno lavorato, forse hanno lavorato meno, tanto che prima anche Giovanni diceva che il riscontro sulle giornate le troviamo difficoltà, perché alcuni lavoratori, avendo lavorato meno, prenderanno economicamente meno. Ritornando un attimo alla considerazione di questi giorni, ecco, io penso che l'altro pezzo della medaglia sia il fatto del riconoscimento retributivo, perché la professionalità, la mansione deve avere un proprio peso economico, deve essere riconosciuto. È vero che è facile trovare qualcuno che ha necessità di lavorare, e quindi avendo necessità di lavorare parte con il primo impiego che trova. Però è anche vero che dopo anni, insomma, che uno svolge una mansione, ci deve essere un percorso di crescita e un riconoscimento professionale. Noi abbiamo un po' il vizio di non vedere quel pezzo lì, di pretendere la manodopera, i lavoratori a livello in cui noi intendiamo che devono essere pagati, cioè diciamo molto che la corsa al ribasso è sempre molto concreta. Sì, c'è questa tendenza, poi io le dico, nell'anno l'abbiamo anche visto, lì dove sono intervenuti gli ammortizzatori sociali, le casse integrazioni un po' a pioggia, non sempre avevamo il controllo che quelli che utilizzavano gli ammortizzatori erano fermi, non so se si spiega benissimo. Non so se la battuta viene compresa, però più che un legittimo sospetto, lei la percezione dice. È che nel momento di difficoltà ognuno cerca di fare quello che ritiene opportuno, e ritenere opportuno a volte è anche pago meno, e
e pretendo il lavoro, insomma c'è un po' di consapevolezza dal punto di vista di questa cosa, che il lavoro deve essere retribuito nel valore opportuno. Cesana, lei ha avuto la percezione nel settore primario di quello che sta dicendo Pasqualin, poi nell'operatività di tutti i giorni. C'è chi magari ha un po' abusato della cassa integrazione? Ma ci possono essere stati sì dei casi di questo tipo, come dicevo prima, diciamo che è avvenuto soprattutto su alcuni settori un po' particolari dell'agricoltura dove c'è stata crisi, perché quindi quelli legati agli agriturismi e quelli legati alle forniture turistiche, diciamo, di alimenti. Però in realtà se penso ai comparti, quelli che vanno appunto del settore della viticoltura, direi che in questo settore qua non si è avuto una fortissima crisi. Perfetto, allora noi adesso abbiamo qualche istante di pubblicità e fra poco ritorniamo per continuare a parlare di agricoltura, manodopera e dintorni con la CGIL. A fra poco. Di nuovo in diretta con Straordinaria A3 per parlare di lavoro agricolo e dintorni. Lo stiamo facendo con Sara Pasqualin, segretario organizzativo della CGIL di Treviso, che è qui in studio con noi, e con Giovanni Cesana, che è invece collegato via Skype, funzionario del FLAI CGIL di Treviso. Abbiamo scattato una fotografia abbastanza dettagliata al settore primario e ai bonus che sono di recente approvazione. Dopo, in ultima battuta, ricorderemo anche cosa si deve fare per accedere a questo bonus. Settore agricolo che deve sempre fare i conti con un tema molto caldo, che è quello della legalità del caporalato. Com'è la situazione attuale, Pasqualin? La legalità è sempre stata una stampella del settore dell'agricoltura, come un po' lo vediamo anche nel settore dell'edilizia, tanto che siamo stati molto impegnati. Poi Giovanni magari ricorderà anche le situazioni, insomma, che segue quotidianamente anche la FLAI per quanto riguarda la partita della legalità. È ovvio che il caporalato è un problema che purtroppo non si può nascondere la testa sotto la sabbia, perché esiste anche nei nostri territori. Indagini recenti, l'abbiamo visto anche sui giornali, insomma sono venute fuori tutta una serie di situazioni. C'è sempre più questa modalità di avere degli intermediari che poi gestiscono queste persone e che stanno sempre nell'ottica dello sfruttamento, perché poi sono lavoratori messi in condizioni anche, a parte fuori regola completamente, ma gestiti veramente a livello di caporalato, nel senso che gli viene chiesta un'indennità per portarli nei posti di lavoro, un'indennità per farli mangiare, un'indennità, insomma le forze dell'ordine so che si stanno molto concentrando per evitare che questi fenomeni si sviluppino e diventino fatti più gravi, perché poi questo è legato sicuramente anche a tutta la tratta umana che viene mossa per i lavori, quindi allo sfruttamento. Sono due fenomeni paralleli, spesso e volentieri sono fenomeni paralleli, perché da una parte c'è la volontà di fare un lavoro a costo inferiore e quindi che fa conflitto con gli altri, con chi segue le regole, e questa cosa qui genera in automatico problemi interni di risorse, perché ovviamente il lavoratore che non viene pagato in nero, che non ha i contributi o che viene sfruttato in questa modalità qua mi costa molto meno e mi fa magari il lavoro anche in tempi migliori rispetto a quello che è in regola e che viene gestito nelle modalità corrette. E quindi le aziende a volte
sono molto interessati a cosa succede dall'altra parte per interesse loro anche. Dall'altra parte questo fenomeno qua muove gente che è disperata e che quindi, essendo gente disperata, viene anche portata nei nostri territori in una modalità. Noi avevamo visto qualche anno fa, avevamo preallertato anche le caserme dove venivano messi gli immigrati, quelli che arrivavano con i barconi, tutta l'emergenza che c'era stata, perché c'era lì le persone che andavano a prenderli la mattina e li portavano sui campi, quindi... Diciamo che prima parlavamo di corsa al ribasso, quando la corsa al ribasso arriva agli estremi arriviamo a questo, arriviamo allo sfruttamento della manodopera, al caporalato e a situazioni dove la dignità non solo del lavoro ma la dignità umana viene calpestata. Sì. Cesana, quali sono le iniziative concrete che anche la FLAI mette in campo a tutela della legalità? Beh, logicamente noi questo fenomeno, diciamo, lo osserviamo tutti i giorni, perché da noi arrivano tutte le tipologie di lavoratori e in modo particolare i lavoratori stagionali sono proprio la tipologia di lavoratori che più vengono colpiti da questi fenomeni. La realtà è che ormai esistono delle aziende che hanno centinaia di ettari, se penso per esempio alla viticoltura, e molte di queste realtà su tutte quelle che sono le fasi iniziali della filiera vengono praticamente esternalizzate, tra virgolette, da delle ditte, pseudoditte, diciamo senza terra. E lì si innescano dei fenomeni, tra virgolette, ibridi, dove in realtà il datore di lavoro non è un titolare di un'azienda, ma è una figura intermediaria. E per cui noi spesso quello che osserviamo, e ormai riusciamo anche a, diciamo, con un colpo d'occhio dalla lettura delle buste paga, capiamo un po' il fenomeno, cosa avviene nello specifico. Quindi ci troviamo di fronte a delle buste paga dove, diciamo, su una mensilità ci troviamo magari 4-5 giornate lavorative, e questo naturalmente ci fa capire il modo in cui probabilmente molte, tra virgolette, questi imprenditori, tra virgolette, caporali, perché sono delle forme grigie, ibride, lavorano. Logicamente però il problema è un problema anche che va a monte, nel senso che c'è tanta domanda, c'è tanta offerta di questa tipologia di servizio, e quindi mancando anche da un lato un controllo efficace sul territorio, perché stiamo parlando di centinaia di ettari e di migliaia di lavoratori. E questo anello debole fa sì che poi questi fenomeni si diffondano e vengano, tra virgolette, sempre più diffusi in tutto il territorio, per cui logicamente qui è necessario che il combattere questo tipo di fenomeni deve essere un qualcosa che parte, sì, naturalmente il sindacato fa la sua parte, ma logicamente ci vogliono anche gli enti preposti che facciano la loro e che quindi abbiano la possibilità e i finanziamenti per poter intervenire e per poter arrivare nel territorio. Anche perché non è che il tema si risolva quando io vado a praticamente pigliare il piccolo pakistano che magari fa da caporale a 20 persone, certo, perché ce ne sono. Il problema sta sempre a monte, certo. Anche questo è. Rimanendo in tema di legalità e di sicurezza, a livello di rispetto delle normative anti-Covid, l'anno scorso, lo ricordiamo, c'erano stati dei casi abbastanza eclatanti di focolai all'interno di aziende, soprattutto nel settore zootecnico. La zootecnia è stata particolarmente colpita in Italia come all'estero, va detto, forse più nei paesi stranieri, anche perché l'Italia nel settore della zootecnia ha regole abbastanza stringenti. Com'è anche qui la situazione su questo fronte, Pasqualini? Beh, noi l'anno scorso
abbiamo scritto appunto anche un protocollo per intervenire negli ambienti di lavoro, perché poi quello è stato, cioè, soprattutto in quei posti di lavoro dove hanno continuato a lavorare, la messa in sicurezza delle persone a fronte dell'emergenza sanitaria, fermo restando che poi c'è comunque sempre anche la sicurezza del modo di lavorare, ma quella è una parentesi che insomma apriremo magari in un momento successivo. Adesso diciamo che io penso che uno degli aspetti, forse l'unico aspetto positivo, prendetemi il termine positivo anche perché poi di positiva nell'emergenza c'è stato veramente poco, però c'è stata più un'attenzione alla persona. Adesso noi forse per certe modalità, soprattutto nei luoghi del lavoro, si sono abituati ad avere un certo rigore e attenzione. Dopodiché, come tutte le cose, io spero che il minuto successivo in cui il vaccino non copra tutti torniamo indietro, perché comunque una fase di attenzione non tanto sul contatto tra famiglia, tra parenti, tra amici, che quello ci manca, sta nel nostro DNA e quindi perderlo potrebbe essere un problema, però soprattutto nel luogo di lavoro avere attenzione anche ai contatti, all'evitare di essere soggetti messi lì e non protetti, insomma, passatemi questo termine. Ecco, io spero che ci sia un'attenzione che rimanga, fermo restando che noi abbiamo, lì dove, ad esempio tutto il sindacato, lì dove aveva le RSU, hanno avviato dei tavoli di controllo per la gestione della sicurezza nell'emergenza. Dopodiché rimane la partita della sicurezza del luogo di lavoro, nella questione dell'utilizzo di quelli che sono i dispositivi a protezione. I dispositivi di protezione individuale. E poi abbiamo visto anche il buon senso nelle cose, perché gli episodi che sono successi a volte non è tanto che non c'è dispositivo, ma è proprio il buon senso di non fare una cosa per non avere, cioè non utilizzare un'attrezzatura o piuttosto non fare una manutenzione o sbloccare un controllo per altri interessi, insomma. Abbiamo visto che poi queste cose qui portano tragedie. Assolutamente, le abbiamo raccontate anche recentemente. Cesana, un giudizio in generale sulle aziende del settore primario, nel suo caso trevigiane, sul fronte dell'attuazione delle normative anti-Covid, c'è rispetto, sono rispettose, come si stanno comportando? Io direi sì, logicamente di fare una distinzione, perché lì dove abbiamo delle aziende, diciamo, che si occupano della lavorazione delle materie prime, e in generale ci troviamo anche di fronte ad aziende più strutturate, e quindi direi che le normative, se forse hanno in una prima fase avuto qualche difficoltà ad essere applicate, nel corso dell'anno poi ho notato che sono stati rispettati i protocolli. All'inizio c'è stata tutta una certa difficoltà logicamente al reperimento delle mascherine piuttosto che, ma nell'arco dell'anno le aziende si sono organizzate. Un discorso forse un po' diverso deve essere fatto per quelle aziende magari più piccole e più, diciamo, con appunto non personale dipendente fisso, ma che magari ricorre solo a stagionali, e su quello per esempio sto pensando a qualche azienda del settore dell'orticolo, dove ho notato che nel periodo invernale non sempre venivano rispettate tutte le normative, e ho avuto dei casi particolari dove naturalmente si sono state fatte anche delle segnalazioni, e però per questo ritengo che purtroppo nel settore primario la grande difficoltà è legata anche al controllo, e quindi ripeto, la necessità è rafforzare sempre più gli organi preposti al controllo. Grazie davvero a Giovanni Cesana, funzionario FLAI CGIL di Treviso, grazie e buon lavoro a Sara Pasqualina, segretario organizzativo della CGIL sempre di Treviso, con cui abbiamo toccato tutti i temi più caldi del momento. Sarà una lunga estate calda anche su questo fronte, sicuramente. Non ci sono dubbi. Grazie davvero, grazie Pasqualina, grazie Cesana, grazie a Italo Morao, Antonio
Antonio Pole e Andrea Basso in regia. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione. Rientriamo in diretta alle 18:30 con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Buon proseguimento di giornata.